Buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio Vincenzo Rescigno, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, e Giulia Massolino, consigliera regionale del Patto per l'Autonomia Civica Friuli Venezia Giulia. Quindi se vorrete dialogare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta al nostro consueto numero oppure scrivendoci una mail. Abbiamo naturalmente la nostra rassegna stampa che adesso cominceremo, ma prima ci sono le previsioni del tempo. Allora andiamo a vedere il sito dell'Osmer ARPA regionale con la situazione generale. Sulla regione affluiscono correnti sud-occidentali con deboli ondulazioni sufficienti a favorire instabilità. Quindi per oggi, giovedì 5 giugno, si prevede cielo da variabile a nuvoloso sulla zona montana, variabile in pianura, poco nuvoloso verso la costa. Saranno possibili rovesci temporali sparsi, più probabili dalle ore centrali su pianura e zona montana, specie sulla fascia occidentale. Soffierà sulla costa vento debole da sud o sud-ovest, sulla zona montana vento moderato da sud in quota. Vediamo anche la giornata di domani, venerdì 6 giugno. Cielo variabile o nuvoloso sulla zona montana, poco nuvoloso in pianura e sulla costa. Nel pomeriggio o in serata saranno possibili rovesci sparsi, più probabili sulla fascia prealpina o sull'alta pianura. Soffierà sulla costa vento debole da sud o sud-ovest, sulla zona montana vento moderato da sud in quota. Ancora sabato 7, sulla zona montana cielo variabile ma con maggiore nuvolosità sulla fascia occidentale. Nel pomeriggio non si esclude qualche debole pioggia su pianura e costa, cielo in prevalenza sereno. Soffierà sulla costa brezza sostenuta. Sulla zona montana in quota vento moderato da sud o sud-ovest. Questo è il quadro meteo per il sito dell'Osmer ARPA regionale, le previsioni per i prossimi giorni. Allora andiamo a vedere i quotidiani che sono in edicola oggi, a cominciare dal Piccolo di Trieste. Vediamo che il Piccolo oggi fa un approfondimento sulla maturità, il peso della condotta, almeno il 6 per essere ammessi, con meno di 9 niente massimo dei voti. Si parte il 18 giugno e il calo demografico si fa sentire. In regione 641 candidati in meno rispetto al 2024. Questo è il quadro dei maturandi, ancora 2 settimane e si comincia, quindi il Piccolo si occupa di tutta quella parte della popolazione impegnata proprio negli esami di maturità. Vediamo che ieri a Trieste si è parlato di Cabinovia, partita fra i battibecchi, la maratona in aula. Qui vediamo le immagini di alcuni esponenti dell'opposizione. Il passeur patteggia e dona 2.000 euro ai profughi ucraini, un caso particolare, andremo a vederlo. Ancora violenza in piazza Perugino, 4 risse in un mese. Poi ancora da Cats a Rocky Horror, ecco la nuova stagione del Rossetti, il musical della precedente esibizione, versione inglese del Teatro Rossetti. Qui lo vediamo nella foto che mostra quali sono state le presentazioni di ieri per quanto riguarda proprio la nuova stagione del nuovo cartellone 2025-26 del Teatro Rossetti di Trieste. Vediamo ancora il sit-in e rissa, poi il decreto sicurezza diventa legge, questo lo troveremo un po' su tutti i quotidiani, il dibattito al Senato. Ancora vediamo BPM, dialogo aperto, Unicredit, governo, l'analisi, l'Unione Europea è un'Italia che fatica e investe poco dal punto di vista economico. Allora poi vediamo la vela sportiva, affare da 340 milioni. Vediamo il dibattito sul referendum, perché sì, Landini, CGIL, maggiori tutele per milioni di dipendenti. Renzi, Italia Viva, perché no, una battaglia che trascura le sfide decisive. La crisi dell'Unione, i tifosi in piazza per la Triestina, l'appuntamento è oggi e noi seguiremo anche durante il nostro telegiornale in diretta questa manifestazione. Andiamo a vedere la prima pagina di Gorizia Monfalcone. C'è anche la cronaca di Gorizia, naturalmente verde e viabilità, la Casa Rossa verso i massive attack, ecco come cambia l'area in vista dell'evento di lunedì 23 giugno con la 4ª edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro che porterà Ermal Meta e altri artisti all'esibizione appunto la sera successiva dei massive attack. Piscina di Monfalcone, un parco fotovoltaico darà l'energia elettrica, questa è la novità, e poi a
appalti pilotati per gli scuolabus, 6 indagati. Ancora gli aneddoti di Ivo Mauri, l'ultimo proiezionista col patentino di Gorizia, in questa foto, la storia, quelle scene in sala, i plaid portati da casa, gli schermi ingialliti dal fumo di sigaretta, un pezzo di storia del cinema. Allora andiamo ancora a vedere altri quotidiani, cambiamo giornali, vediamo che c'è il Corriere della Sera in questa singolare colorazione verde. Allora, Putin a Trump, colpirò l'Ucraina, la prima telefonata tra il Papa e lo zar, Leone XIV, Mosca faccia un gesto per la pace. Il Cremlino accusa Kiev di terrorismo e annuncia ritorsioni per i raid sulle basi aeree. Zelensky pronto all'incontro tra leader. Libia, Russia, l'asse e i timori, Gaza si fermano gli aiuti. Vediamo calcio e affari, i sogni diversi di Inzaghi e Ancelotti, il Brasile e l'Arabia Saudita. Sicurezza sia il decreto, come vi dicevo c'è un po' su tutti i quotidiani, le opposizioni protestano, sit-in nell'aula del Senato. Meloni, più tutele per i cittadini. Ancora basta fango su Chiara, l'ha uccisa Stasi, parla la famiglia nel caso di Garlasco, parla la madre, in questo caso la madre della vittima, non aveva amanti. Prato, trovato il corpo di Denisa, c'è un fermato, la donna era sparita, è stata ritrovata purtroppo senza vita. Denisa Paun, trentenne, scomparsa da Prato. Reati aggravanti, che cosa cambia? Questo per quanto riguarda invece il decreto sicurezza. Vediamo altri quotidiani, La Repubblica, Putin a Trump e Papa, niente pace. Telefonate dello zar con Leone XIV, il presidente USA che rivela, mi ha detto che risponderà agli attacchi ucraini. Appello dal Vaticano, serve un gesto. Il Cremlino insiste, Kiev terrorista, non può esserci lo stop alle armi immediato. Vediamo ancora Gaza, gli Stati Uniti bocciano la risoluzione ONU sulla tregua. Se la geopolitica dimentica di salvare la terra, il commento, e poi qui vediamo una manifestazione dell'opposizione, il decreto sicurezza e legge al Senato sit-in di protesta. La rabbia dei Poggi, basta infangare nostra figlia Chiara. E poi ancora ciclone Sinner in semifinale contro Djokovic. Vediamo ancora La Stampa, Putin chiama il Papa, no alla pace, Kiev che cerca l'escalation, dice Putin. Tajani, sia nuove sanzioni al Cremlino, l'Italia aderisca al piano europeo per la difesa. Così Donald svende l'Europa e la NATO, e il commento, poi vediamo Zelensky tradito nella fase decisiva. A Gaza è genocidio per un italiano su 2 secondo questo sondaggio. Vediamo l'Unione Europea promuove la manovra ma il recovery va rivisto. Il commissario Dombrovskis, PNRR stop a progetti irrealizzabili. Qui vediamo il calo del disavanzo dell'Italia, il maxi debito USA che scuote i mercati, e questo è un altro commento per una situazione economica internazionale. Vediamo Sala, Meloni ha ignorato Milano, la sinistra in pari, l'unità dai sindaci. Questo per quanto riguarda la pagina politica, e c'è l'intervista alla festa per il restyling della Stampa, il racconto di Francesca Fagnani, più pavoni che belve, dice degli ospiti che ha avuto appunto nella sua trasmissione. Vediamo altri giornali, Il Fatto Quotidiano, punito chi protesta, impunito chi frega sulle case popolari, il Senato lo approva e chi abusa festeggia. Questo è il decreto sicurezza secondo Il Fatto Quotidiano. Poi ancora qualcosa si muove, Putin parla con Trump e Leone, giro di telefonate su vari fronti bellici. Pace non subito, Donald preannuncia la rappresaglia russa, lo zar negoziare di rimuovere le cause di guerra, Parolin, Santa Sede disponibile. Vediamo il Giornale, Casa, il governo blinda la proprietà privata a difesa della legalità. Il DL sicurezza ora è legge, pene inasprite per le borseggiatrici, sgomberi più facili e tutele agli agenti. E qui vediamo in Senato, intanto l'opposizione difende chi delinque, dice il Giornale, protesta show.
Garlasco, l'ultima ipotesi, riesumare un suicida, l'amico di Sempio impiccatosi nel 2016. Ancora unioni gay, boom storico, nozze in chiesa, eguagliate, statistiche sorprendenti a Milano. Putin sente Papa e Trump, ma la tregua resta lontana. Vediamo Libero, l'asilo al Senato, si concentra sulla protesta appunto in Senato delle opposizioni e li chiamano onorevoli, scrive Libero. Passa il decreto sicurezza stretta su occupazioni e proteste moleste, un po' come il grottesco sit-in in aula dell'opposizione, si sfiora la rissa. Il prof Pasquino, l'ultima follia, vogliono cacciare Meloni dal seggio. E praticamente il commento di Daniele Capezzone. Vediamo ancora da Piero Pelù a Gali, Vipponi rossi in campo per il referendum. Gita in nave verso la striscia, Israele avvisa Greta, non arriverà a Gaza. To a chiedere di spiare, Casarini fu Conte, la relazione del Copasir su Paragon, figuraccia del Partito Democratico. Il Sole 24 ore per i BTP, domanda a 210 miliardi, l'Unione Europea promuove i conti italiani, margine di spesa di 4 miliardi e mezzo, ma tra i nodi resta la competitività. Tetto alle richieste del fisco, benefici ed esclusioni, ecco come cambia il concordato. Anche qui c'è un approfondimento sul referendum, guida ai quesiti dell'8 e 9 giugno. India ad alto potenziale per l'export made in Italy. Gaza, aiuti fermi dopo gli attacchi, il governo israeliano vacilla. Vediamo il Domani, DL sicurezza, Meloni è antisociale, il PD ricuce col mondo del lavoro. Il Senato approva in via definitiva la legge che criminalizza proteste e povertà. Intervista a Elly Schlein, il governo invece di dare risposte su stipendi e sanità reprime chi dissente. I referendum sono un'occasione per rendere il paese più giusto, la piazza per Gaza la proteggeremo, così parla la segretaria del Partito Democratico. Putin, nessuna tregua con i terroristi, queste le sue parole, il presidente russo conferma anche a Trump che non farà accordi con Zelensky. Ancora vediamo, no, abbiamo esaurito appunto i giornali e le prime pagine, ma andiamo al piccolo di Trieste. Allora, vediamo che si parla della maturità, c'è tutto uno specchietto insomma sui numeri che riguardano proprio la maturità quest'anno, il peso della condotta, comportamento decisivo per il massimo dei voti, si parte il 18 giugno, la prima prova scritta sarà quella di italiano, il giorno dopo la seconda differenziata in base all'istituto, come di consueto. In regione una platea di 8.843 giovani guarda all'esame, rispetto allo scorso anno sono oltre 600 in meno. Tetto di 40 crediti per il percorso di studi e formazione, di 20 per ciascuna delle 3 tappe, colloquio incluso. I presidi promuovono la stretta ministeriale e il curriculum discusso nel corso dell'orale, momento conclusivo di grande significato attuale ancora oggi. L'invito ai ragazzi, niente ansia, solo orgoglio per il percorso fatto. Tutte le commissioni delle singole scuole online, la composizione, i nomi sono consultabili all'apposito link. I nodi della politica, il decreto sicurezza e legge, opposizione all'attacco, al Senato si sfiora la rissa. Un iter lungo 18 mesi e alla fine il provvedimento voluto dalla Lega vede la luce. I senatori PD 5 Stelle e AVS per protesta occupano l'emiciclo dell'Aula seduti a terra. Questo è successo ieri al Senato. Conte ora rilancia la sfida a Grillo, i miei legali non hanno mai perso, lo scontro interno ai Movimento 5 Stelle, ma qui parliamo invece di Italia ed Europa, debito elevato, crescita debole, la pagella di Bruxelles su un'Italia che fa fatica e investe poco, più ombre che luci nel giudizio economico di primavera della Commissione dell'Unione Europea. Servirebbe una spinta all'innovazione invece di narrazioni trionfalistiche e irreali, così dice l'Europa. PNRR, nessun rinvio, la scadenza nel 2026, rivedere i piani per non perdere i fondi, l'ultimatum
ultimatum di Bruxelles e sicuramente se ne parlerà ancora molto. Allora andiamo velocemente alle pagine interne della cronaca di Trieste, vediamo se le troviamo subito, perché ieri si è parlato, ecco, dopo tutto l'inserto riguardante il weekend come ogni giovedì, ecco qui vediamo che c'è stata la prima puntata, diciamo così, della discussione della variante sulla cabinovia. Allora qui vediamo il titolo: L'Ovovia in Consiglio Comunale, via alla maratona sulla variante. Chiusa la prima delle 3 sedute, l'appello di opposizioni e comitato: fermatevi finché in tempo. Qui vediamo anche la manifestazione che c'era fuori e alcuni momenti appunto abbastanza concitati anche del dibattito in aula. Allora noi abbiamo realizzato un servizio su diversi servizi, in realtà anche una raccolta di pareri, ma è il servizio principale, eccolo qui, su proprio questa continua bagarre in aula nel corso della discussione, già fin dalle primissime battute, segno insomma che la questione cabinovia è sicuramente molto delicata, molto sensibile. Allora rivediamo insieme intanto il servizio, poi anche sentiremo i commenti di maggioranza e opposizione. Parte in un clima incandescente la maratona in Consiglio Comunale sulla variante al piano regolatore accesso nord per il tratto di cabinovia che secondo il progetto dovrebbe sorvolare il Bosco Bovedo. Le scintille si sono accese immediatamente, ancor prima di entrare nel vivo della discussione, già su questioni procedurali. Iniziata con circa mezz'ora di ritardo, la prima delle 3 sedute straordinarie previste ha approvato le modalità di discussione proposte dal Presidente Panteca in un clima assai litigioso. Mozione d'ordine. Allora, prima di parla, dopo dico su Mandela perché vedi che c'è una mozione d'ordine, non vai la telepatia, no? Ma dai, iniziamo adesso questa cosa qua. Ma che giochetti degli esperti elementari, degli esperti elementari, ma ascolta quel che c'è, ascolta quel che dico, dai, cominciamo. Presenti tra il pubblico alcuni esponenti dei comitati che si oppongono all'opera definita inutile, impattante e dannosa, che seguiranno l'intero iter alternando la loro presenza in aula. Sono oltre 3.000 le osservazioni e opposizioni presentate dai cittadini, circa 260 gli emendamenti delle opposizioni. Se il buongiorno si vede dal mattino, la discussione non sarà tranquilla e probabilmente non basteranno i 3 giorni programmati per l'approvazione della variante. Le opposizioni faranno il loro mestiere, faranno di tutto per bloccarci. Io credo che sia una grande opportunità per la mia città. Lo dicono i cittadini, quando cammino per la città dovessi vedere cosa mi dicono i cittadini. Mi aspetto grandi problemi da parte della sinistra, insomma questa è la realtà, per cui andremo avanti giorni, senti urlano come pazzi, fa parte del gioco della politica, insomma. Queste le parole del sindaco di Piazza, che naturalmente difende l'opera che è diventata un po' un suo cavallo di battaglia, ma abbiamo sentito anche alcuni esponenti della maggioranza e delle opposizioni ieri proprio alle battute iniziali di questa maratona che si svolgerà ancora oggi e anche domani, almeno secondo le previsioni. Poi potrebbe esserci anche un ulteriore prolungamento. Allora vediamo e sentiamo insieme le interviste realizzate proprio ieri al dibattito in aula. Ma noi siamo qui a far sentire la voce di chi è fuori e ci ha fermato venendo anche in consiglio chiedendoci di dar voce davvero a una contrarietà, e li terremo fermi qui spiegando le buone ragioni di chi sa che l'Ovovia è una follia, che l'Ovovia in una città di Bora è qualcosa che non si può e non si deve fare, che è un dramma ecologico ed è uno spreco economico, e abbiamo la speranza che forse qualcuno ci ascolti, che alla fine ritirino la delibera. Ma è una delibera oggettivamente complessa perché recepisce
3.000 e oltre osservazioni che quindi andranno trattate, hanno già il parere degli uffici competenti. È un atto, ribadisco, dovuto, come è stato più volte sottolineato da parte dell'amministrazione comunale, perché approviamo una variante di piano regolatore che è già stata adottata in precedenza. Quindi si tratta sostanzialmente di consentire che questo strumento urbanistico preveda la realizzazione dell'opera. Ecco, io mi aspetto che ci sia, seppure nell'ambito del rispetto dei rispettivi ruoli, un dibattito il più sereno possibile. L'Ovovia è un'opera inutile, impattante e insostenibile, ormai la questione è chiara a tutti, sia a larga parte della popolazione, sia ai tanti enti che si sono espressi nel merito nel corso di questi anni. Sono convinto che la questione sia chiara anche a quegli esponenti della maggioranza che difendono l'opera per partito preso, ma in cuor loro sanno benissimo che sarebbe un danno per la città. Noi abbiamo presentato più di 200 emendamenti perché tante sono le questioni di merito da affrontare nell'ambito del Consiglio Comunale. Faremo di tutto per bloccare un'opera inutile che Trieste non vuole, lo faremo qui, lo faremo anche in altre sedi insieme alle tante persone che si sono mobilitate nel corso di questi anni. Beh, in realtà abbiamo questi 3 giorni, io chiedo all'opposizione massima serietà e responsabilità, è un'opera che non è impattante come ha detto il capogruppo di adesso Trieste, va praticamente a togliere l'1% di quel che è 12.000 ettari, quindi 0,08% di bosco che viene tolto, quindi praticamente nulla. Può piacere come non piacere, ma sui dati tecnici hanno totalmente torto. Allora, ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Questa mattina abbiamo al telefono l'assistente scelto Marco Cernecca. Buongiorno. E a tutti i telespettatori. Buongiorno. Allora inizierei con la situazione attuale che vede il traffico scorrevole sulle arterie cittadine. Non ci sono segnalazioni di incidenti o intralci al momento. Questa notte abbiamo effettuato 2 rilievi di sinistri stradali a carattere fortunatamente solo danni, uno in via Commerciale e uno in via Capodistria, e poi altri interventi di routine. E per quanto concerne la celebrazione del 211° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, che si terrà in Piazza Unità dalle ore 10, le nostre pattuglie sono già sul posto per degli sgomberi in via Mercato Vecchio e in via dell'Orologio. Inoltre dalle ore 9:30 il tratto delle rive compreso tra la via Mercato Vecchio e piazza Tommaseo potrebbe essere chiuso, quindi disposta la chiusura al traffico, e sempre le nostre pattuglie saranno presenti per appunto queste eventuali chiusure e necessità di viabilità. Chiaro. E sempre in merito alla festa ricordo che la zona dei parcheggi a pagamento di Riva 3 Novembre e Riva Mandracchio sono interdetti al traffico, sono chiusi. Ancora una cosa, abbiamo in agenda un presidio in piazza Oberdan tra le 10:30 e le 12:30 che potrebbe interessare la sede stradale. Una piccola nota dell'ANAS: questa notte dalle 22 fino alle 2 di domani 6 giugno è prevista la sospensione della circolazione sulla SR14, la strada costiera denominata, Certo. tra il chilometro 142 più 605 e il chilometro 142 più 850. Contestualmente anche la rampa di uscita a direzione Trieste dal raccordo autostradale nell'abitato di Sistiana risulterà temporaneamente interdetto al pubblico transito. Comunque ci sono già gli avvisi predisposti sia nel tratto comunale di Trieste che da quanto abbiamo preso anche sugli altri tratti di competenza degli altri comuni. Altre cose per oggi non avrei da ricordare, per cui vi tornerei la linea. Grazie, allora buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie. Grazie altrettanto. Grazie all'assistente scelto Marco Cernecca. Allora noi torneremo fra poco anche sulla questione viabilità, perché ne abbiamo parlato anche noi della chiusura notturna della costiera, però in relazione anche al traffico che si prevede per il prossimo fine settimana. Ma volevo tornare ancora sulla cabinovia, perché c'è stata anche nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, quando la discussione era già avanzata, insomma da almeno 2 o 3 ore, c'è stata anche la protesta dei no ovovie dei comitati in piazza Unità, proprio mentre andava in corso, insomma era in corso la
seduta del Consiglio Comunale. Allora rivediamo insieme e risentiamo le parole del loro portavoce William Starz. Che paura fa 90, vero? Avrete visto nell'appello che vi abbiamo inviato a tutti i consiglieri, siamo qui perché riteniamo che questo è il luogo principe dove discutere apertamente della cabinovia, sia da parte dei contro sia da parte dei pro. Oggi abbiamo assistito a questa prima giornata in cui ci sono stati, come era naturale in tutti i posti, anche dei momenti di acceso confronto. Auspichiamo che ci sia un confronto reale. Se ci sono da dire delle cose, questo è il momento, questa è la sede, nel rispetto sempre delle opinioni altrui, ma su questo problema, che è un problema non tanto oggi che lo dibattiamo, ma potrebbe diventare qualora lo realizzassero, dobbiamo essere chiari. La gente deve capire fino in fondo chi è favorevole e chi è contrario, ma soprattutto le ragioni per cui uno è favorevole e per cui uno è contrario. È venuto il momento di parlare, non difendere posizioni precostituite. E quindi questa è anche la manifestazione che è andata in scena ieri. Torniamo sul piccolo, poi rivedremo insieme il nostro servizio appunto sulla viabilità anche in autostrada, che sarà un po' difficile nel fine settimana per una concomitanza di tanti fattori. Allora, vediamo che si parla nuovamente dei nidi comunali e c'è proprio la statistica finale. Ai nidi comunali oltre 1150 domande, 6 bambini su 10 rimangono esclusi. Sono 506 le richieste accolte, in lista d'attesa 645. L'assessore De Blasio: amplieremo il numero dei posti. Pubblicata quindi la graduatoria provvisoria. Pubblicate le graduatorie provvisorie degli asili nido da parte del Comune di Trieste, meno della metà dei bimbi saranno accolti nel prossimo anno scolastico, numeri che non si discostano molto dal passato. Servirà comunque attendere le liste definitive pronte tra circa 2 settimane per un quadro completo sulla situazione. Intanto i genitori possono controllare se il proprio figlio è stato accolto ai nidi d'infanzia comunali e convenzionati agli spazi gioco e alle sezioni primavera o se si trova in lista d'attesa. Basta collegarsi al portale triestescuolaonline.it e effettuare l'accesso seguendo le consuete procedure. Quindi qui si possono trovare tutte le informazioni. Sul caso di Roiano, dell'asilo nido di Roiano, c'è l'attacco di Azione, dice in bilico 66 famiglie sull'asilo di Roiano. Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega hanno deciso di misurarsi e testare le forze in campo. 66 famiglie non possono pianificare le loro attività future, tra cui il lavoro, perché il Comune di Trieste non sa ancora dire se e quando ci saranno dei posti disponibili per i loro bimbi. Questo è l'attacco di Daniela Rossetti, segretaria provinciale di Azione. Sciopero alle poste, utenti in coda tra caldo e poche sedie, disagi in piazza Vittorio Veneto, pochi sportelli a disposizione, un numero insufficiente di sedie per chi aspettava il proprio turno, temperature elevate percepite a causa del caldo esterno e lunghi tempi d'attesa già nella prima ora d'apertura. La situazione che si è creata martedì all'ufficio centrale di Poste Italiane in piazza Vittorio Veneto per motivo dello sciopero che c'è stato appunto nella giornata di martedì. Come vi dicevo, ci avviciniamo a un weekend complicato per quanto riguarda il traffico in autostrada in modo particolare, ma una piccola complicazione darà sicuramente anche la chiusura notturna della costiera di cui ci ha parlato ora l'assistente scelto della Polizia Locale, ma rivediamo insieme il nostro servizio. E allerta traffico sulla rete autostradale per il prossimo fine settimana. La fine dell'anno scolastico quest'anno coincide con la Pentecoste, ricorrenza che richiama sulle spiagge del Friuli Venezia Giulia e del Veneto migliaia di giovani dall'Austria. A questo si somma il concerto di Cesare Cremonini, previsto domenica 8 giugno a Lignano Sabbiadoro. Già a partire da venerdì 6 giugno, stando alle previsioni elaborate da Autostrade Alto Adriatico, si potrebbero registrare per tutta la giornata code e rallentamenti lungo la tangenziale
tangenziale di Mestre in direzione Trieste per le partenze dei primi turisti. Traffico da Bollino Rosso, ovvero particolarmente intenso, per sabato 7, quando oltre alle code previste in mattinata sulla tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, si potrebbero verificare incolonnamenti e rallentamenti sulla A4 in entrambe le direzioni, sia al mattino che al pomeriggio, in prossimità degli svincoli in direzione del mare e in uscita alla barriera dell'Isert. Situazione da bollino giallo con traffico sostenuto, quella che si prospetta invece nella giornata di domenica 8 giugno, con possibili code e rallentamenti al mattino sull'autostrada A4 in entrambe le direzioni, sempre in prossimità degli svincoli verso i litorali, e alla sera soprattutto al casello di Latisana per il concerto. Ancora strascichi di code per le prime partenze lunedì 9, soprattutto sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste per tutta la giornata, e al mattino sulla A4 in entrambe le direzioni, sempre verso le località di mare. A Trieste qualche disagio è previsto per lo stop alla circolazione per lavori lungo la strada costiera per alcune ore nella notte tra giovedì e venerdì. L'intervento, spiega Cegas APS Amga, è necessario per realizzare alcuni lavori di manutenzione inderogabili che si svolgeranno dalle 22 di giovedì alle 2 di venerdì mattina. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi. Bentornati in diretta, 7:35 del mattino, siamo ancora alla rassegna stampa. Allora andiamo a vedere i titoli principali sul Corriere della Sera della rassegna internazionale. Allora il Corriere della Sera, che oggi è in questa inusuale colorazione verde per celebrare la giornata mondiale dell'ambiente. Allora vediamo: Putin chiama Trump e annuncia vendetta. L'Ucraina pagherà. Il Cremlino dopo il raid contro le basi aeree, Kiev terrorista. Il leader USA: non ci sarà una pace immediata, e il presidente russo sente il Papa. Gli alleati sconcertati dalle mosse di Donald, il timore che lasci Zelensky al suo destino. Vediamo ancora grazie al pontefice, l'attacco a Kiev, l'appello di Leone, un gesto per la pace. Putin non parlava col Vaticano dal 2021, ma Parolin dice è dura. Con Macron forti convergenze, lui ringrazia Meloni, ottimo vertice nel governo, la freddezza della Lega sullo spazio, l'ipotesi anti-Starlink, ma Roma è cauta. Sempre per quanto riguarda la politica nazionale, la fiducia e le proteste al Senato, il decreto sicurezza e legge. I 109 sì al provvedimento, Meloni un passo decisivo per la tutela dei cittadini. Il PD idee aberranti. Vediamo la votazione, i rilievi del Quirinale, l'approvazione del testo, il via libera delle Camere. Qui vediamo anche in piazza con un flash mob fuori dal Senato, Fratelli d'Italia ha festeggiato l'ok al DL sicurezza. I senatori di Fratelli d'Italia hanno srotolato in piazza San Luigi dei Francesi lo striscione con la scritta DL sicurezza, lo Stato torna forte dalla parte delle forze dell'ordine. Il metodo è illiberale, ma con uno show così si fa un favore alla destra. Calenda: non è politica, bisognava discutere delle norme. Vediamo qui appunto lo show a cui si faceva riferimento, seduti e mani in alto, l'accusa da Fratelli d'Italia: state con i boss, e in aula scoppia il caos. La russa ai Dem: accomodatevi se rimanete in silenzio. Mi piace, è stato ironico il Presidente del Senato. Vediamo ancora blocchi stradali, ora si rischia il carcere per chi occupa una casa fino a 7 anni di reclusione, armi, condanne severe se si insegna a fabbricarle, spese legali, copertura per i poliziotti indagati, custodia attenuata, madri o donne incinte, la pena non è sospesa. E poi Canapa, giro di vite sulle coltivazioni, ferrovie metropolitane, lotte all'accattonaggio, al degrado in stazione, truffe agli anziani, c'è l'arresto in flagranza. Alcuni dei punti principali di questo ampio decreto. Europa e Stati Uniti trattano sui dazi, von der Leyen: Trump non va preso sempre alla
alla lettera. Mattarella con gli USA reciproco arricchimento, questo in primo piano per quanto riguarda la politica commerciale. Come funziona la tariffa del 50%? Perché lo sconto a Londra, e le domande e risposte che troviamo oggi sul Corriere. Ancora sempre sulle pagine del Corriere, Gaza si fermano gli aiuti, Londra indagini sugli spari, stop di 24 ore per la sicurezza, Starmer valutiamo azioni contro Israele. L'ordine dei partiti alla piazza, evitare derive antisemite, i dubbi sui nomi per il palco, Gebreal parlerà in forse Ovadia e Albanese, Schlein non si oscuri il senso dell'evento. Qui vediamo appunto la preparazione dell'evento, il bis in Europa, PD 5 Stelle e AVS terranno nelle stesse ore anche una manifestazione a Bruxelles. Ancora ai seggi o al mare, tutti quesiti o alcuni. Il puzzle referendum e Parolin non voterò, dice. La scelta diversa dalla CEI e le tante posizioni dei politici molto, molto diverse. I seggi aperti l'8 e 9 giugno, quindi domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, si vota per il referendum su lavoro e cittadinanza, 5 quesiti su cui gli italiani dovranno pronunciarsi. Il ruolo dell'affluenza è determinante, il referendum per essere ritenuto valido deve vedere la partecipazione del 50% più uno degli elettori. I due fronti, Renzi, i quesiti sul lavoro mossa ideologica, Landini no, chiedono tutele vere. Battaglia legale del 5 Stelle, attivisti di Grillo raccolgono fondi. Torniamo sul piccolo per le notizie di Trieste e si parla della campagna Quartieri al Centro. Impianti sportivi di periferia, in arrivo 800.000 euro. Il contributo della Regione permetterà al Comune di intervenire su 3 strutture: campo di calcio a 7 del San Luigi, tennis di Cologna e piste della scuola di Servola. Noi ieri abbiamo seguito la conferenza stampa dell'assessore Elisa Lodi su questi impianti sportivi appunto che saranno riqualificati con questi quasi 800.000 euro contributo assegnato dalla Regione al Comune di Trieste proprio per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi. Allora rivediamo insieme il servizio. Trieste investe nello sport di quartiere e lo fa con un bel colpo, quasi 800.000 euro ottenuti dalla Regione su finanziamento proposto da Fratelli d'Italia, primo firmatario Claudio Giacomelli, per rimettere a nuovo 3 impianti sportivi fuori dal centro storico. L'annuncio è arrivato dall'assessore comunale allo sport Elisa Lodi. Si parte dalla scuola Biagio Marin in via Marco Praga, dove verranno rifatti i campi da pallavolo e basket, la pista di atletica, le pedane per i salti e anche gli spogliatoi. Un lavoro da 490.000 euro che restituirà agli studenti e ai residenti un impianto moderno e funzionale. Al Draghicchio di Campo Cologna in via Mendola tocca i 3 campi da tennis, nuova pavimentazione, coperture rinnovate e un impianto pronto a tornare a pieno ritmo con un intervento da 213.000 euro. Infine il campo di San Luigi in via Felluga. Qui il vecchio campo da calcio a 7 sarà completamente rifatto con un manto in erba sintetica di ultima generazione, nuovo sottofondo, canalette e porte. Spesa prevista 493.000 euro. Un ringraziamento alla Regione Friuli Venezia Giulia e soprattutto al consigliere capogruppo Claudio Giacomelli per questa iniziativa che permette al Comune di ottenere ed aver ottenuto dei importanti finanziamenti per 3 strutture sportive periferiche. Non si ferma il lavoro del Comune di Trieste, andiamo a intervenire quest'anno con risorse certe al Pala Rubini piuttosto che al Pala Chiarbola con la sistemazione della palestrina. Andremo avanti col progetto di riqualificazione completo del Grezzar, del Ferrini. Il contributo regionale copre circa 2/3 dei costi, il resto lo metterà il Comune. Un investimento concreto per migliorare gli spazi dove tanti triestini ogni giorno fanno sport, si incontrano e vivono il proprio quartiere. Considerato che i centri storici dei comuni capoluogo hanno un boom economico e turistico straordinario, boom che noi vogliamo senz'altro proseguire, dobbiamo prendere atto però che non si può abbandonare i nostri quartieri dove vivono la maggior parte dei triestini e considerato che Trieste non può diventare nel Disneyland, nella Las Vegas, ma deve guardare i propri abitanti, abbiamo varato questa misura che da un lato serve a riqualificare i cantieri, dall'altro tramite i campi sportivi una misura anche rivolta ai giovani, di inclusione sociale, ai ragazzi, dare qualche cosa da fare e quindi è veramente una misura di cui siamo estremamente orgogliosi.
Allora, torniamo ancora al giornale, al Piccolo, nelle pagine proprio interne del Piccolo di Trieste. Daniela Bais, segretario generale della CGIL di Trieste, questa è la novità. Ancora sempre sul Piccolo, violenza in piazza Perugino, 4 risse in un mese. Ai fatti di metà maggio se ne sono aggiunti altri 2, coinvolta anche via Sette Fontane. Gli episodi sono stati registrati nel corso del pomeriggio davanti ai passanti. Rivediamo insieme il nostro servizio. Un uomo picchia la compagna in via Sette Fontane e la polizia locale lo arresta. Poco prima a richiedere l'intervento degli agenti era stata una rissa scoppiata a poca distanza in piazza Perugino. 2 episodi violenti quasi in contemporanea accaduti nei giorni scorsi. La pattuglia del nucleo interventi speciali si stava recando in appoggio ai colleghi impegnati a sedare la rissa quando è stata fermata da un gruppo di cittadini che hanno dato l'allarme. Un uomo stava picchiando una donna in via Sette Fontane. Sul posto gli agenti hanno riconosciuto l'uomo, un 40enne triestino già indagato per maltrattamenti in famiglia, il quale alla vista della pattuglia ha cercato di allontanarsi, togliendosi la maglia in un maldestro tentativo di mimetizzarsi. L'uomo è stato arrestato e condotto al carcere di via Coroneo. Poco prima era scoppiata una violenta lite tra 2 avventori davanti a un bar di piazza Perugino. La pattuglia del NIS si trovava nei paraggi in servizio di prevenzione e controllo antidroga insieme a Conan, il cane da qualche tempo in forza alla polizia locale. Le grida e il frastuono di tavolini e sedie rovesciate provenienti dal pubblico esercizio hanno immediatamente attirato l'attenzione degli agenti che con non poca fatica sono riusciti a immobilizzare il presunto aggressore che opponeva una strenua resistenza e a accompagnarlo infine alla caserma San Sebastiano per le pratiche di rito. Al termine l'uomo è stato denunciato a piede libero per percosse e resistenza pubblico ufficiale. Torniamo ancora a leggere le notizie di cronaca, sempre sul Piccolo. Allora, i carabinieri salvano 2 gattini intrappolati nel motore di un'auto. È successo ieri, si erano nascosti nel vano motore di un'auto parcheggiata in riva Ottaviano Augusto e lì erano rimasti bloccati, rischiando un drammatico epilogo. Martedì sera i carabinieri hanno salvato 2 gattini, li hanno estratti anche grazie all'aiuto dei vigili del fuoco. I mici ora stanno bene. Ancora ladri a San Giacomo, svaligiata una casa, nessun segno d'effrazione sulla porta d'ingresso. Dopo San Vito, il vicino quartiere di San Giacomo, ora a finire nel mirino. È successo alle 13:10 mentre il proprietario non era in casa. Sulla porta d'ingresso non sono stati rinvenuti segni d'effrazione, è molto probabile che l'abbia lasciata aperta per errore, per semplice dimenticanza. Il malvivente o i malviventi hanno rubato in particolare oggetti d'oro, anche se non c'è ancora una stima sul valore. Ancora l'abbiamo già visto, costiera chiusa per lavori, strada costiera chiusa al traffico per i lavori alla rete idrica. Addio a Fabrizio Del Piero, storico speaker radiofonico. Si è spenta per sempre la voce di Fabrizio Del Piero, storico speaker della radiofonia triestina. Era nato nel 1955, è stato uno dei pionieri del microfono durante l'epopea delle radio libere. Dopo gli inizi a Radio Stereo si era fatto particolarmente apprezzare sulle frequenze di Radio Sound, prima nei programmi generalisti, poi per Free Sound e Free Night con le telefonate del pubblico, per i quali veniva ricordato come un divo per le ascoltatrici della musica a richiesta, nella pubblicazione dedicata all'emittente edita da Wes, e infine per la conduzione delle classifiche. Questo è il ricordo di Gianfranco Terzoli sul Piccolo. Passeur patteggia e dona 2.000 euro ai profughi, è un caso particolare. Un 35enne cinese era stato arrestato a Moggia mentre trasportava un gruppo di connazionali. Irreperibile il complice. 6 mesi fa era stato arrestato insieme a un complice mentre traghettava, fra virgolette, illegalmente in Italia un gruppo di connazionali cinesi. Ieri mattina il giovane Passeur pentito ha patteggiato 4 anni e 3 mesi di carcere, ha donato 2.000 euro ai profughi ucraini scappati dalla guerra. Parte dei soldi guadagnati sulla pelle dei migranti è tornata a chi abbandona la propria terra per inseguire il sogno di un futuro migliore. Appostamenti alla ex nonostante il divieto, stalker a processo. Va in aula appunto questo caso che risale già al 2023. Il riconoscimento alla vigilia della festa, ne abbiamo parlato prima, della festa dei Carabinieri, oggi a partire dalle 10 in piazza
Piazza Unità. Ieri è stata data la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri. Difendiamo i più fragili, è stato detto. La consegna, qui vediamo, della bandiera con la alabarda, simbolo del comune di Trieste. C'eravamo anche noi ieri appunto nell'aula del Consiglio Comunale per questa cerimonia breve ma sentita di consegna appunto della bandiera e della cittadinanza onoraria ai Carabinieri. Vediamo. Un legame indissolubile che continua a vivere nel quotidiano servizio reso con dedizione, professionalità e umanità alla nostra comunità. E ti consegno questo meraviglioso. Trieste ha reso omaggio all'Arma dei Carabinieri conferendo la cittadinanza onoraria, simbolo di un legame profondo e indissolubile con la città. La cerimonia si è svolta oggi nella sala del Consiglio Comunale, dove il sindaco Roberto Di Piazza ha ufficializzato il conferimento davanti a un'aula gremita, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose. Una decisione votata all'unanimità che riconosce l'alto senso del dovere, la fedeltà e la costante vicinanza dei Carabinieri alla cittadinanza triestina. Nelle motivazioni si sottolinea come l'Arma sia stata parte integrante della storia della città, testimone e protagonista di un percorso condiviso fin dal ritorno di Trieste all'Italia nel 1954. A ricevere l'onorificenza accanto al sindaco c'era il generale di corpo d'armata Maurizio Stefanizzi, comandante interregionale Vittorio Veneto, giunto da Padova, affiancato dal generale di brigata Gabriele Vitagliano, comandante della Legione Friuli Venezia Giulia, e dal colonnello Gianluca Migliozzi alla guida del comando provinciale. Sono emozionatissimo perché il mio legame con questa città e con questa gente, anche con lei, sembra, è fortissimo. Per noi è veramente un onore, anche se la parola è un po' caduta in desuetudine, essere qui, avere il ringraziamento formale della città e della gente di Trieste per noi non ha prezzo, vuol dire che facciamo abbastanza bene il nostro lavoro, ma che dobbiamo continuare a farlo bene, semmai meglio, perché si può fare tutto sempre meglio e i miei Carabinieri devono fare sempre meglio per questa meravigliosa città. La giornata ha assunto un significato speciale, carico di emozione e memoria, un tributo sentito a chi ogni giorno opera con discrezione e coraggio al fianco dei cittadini, garantendo sicurezza, ordine e presenza nei momenti più delicati della vita collettiva. Trieste con questo gesto ha voluto dire grazie ai suoi carabinieri. Io amo i carabinieri perché credo che sono la spina dorsale del nostro paese. Con loro ho sempre collaborato sulla sicurezza, abbiamo fatto delle cose fantastiche. Mi ricordo fare il maresciallo Scalabrin a Servola, ti parlo degli anni 70, per cui con loro ho un rapporto bellissimo. Poi sono carabiniere onorario e oggi li ho fatto cittadini onorari di Trieste, che è una cosa bellissima, ma domani, cari concittadini, tutti in piazza perché sarà qualcosa di straordinario. Infatti oggi è già pronta la cerimonia appunto in piazza Unità. Allora torniamo alle pagine del giornale, c'è anche qui il dibattito sui referendum, perché sì, parla Landini della CGIL, l'occasione per una grande svolta, milioni di dipendenti sarebbero più tutelati, perché no, parla Renzi, una battaglia che trascura il futuro, il mercato del lavoro funziona se dinamico, insomma in qualche modo difende quelle che sono state in passato le sue scelte. Il nucleare, la sfida della fusione, Regione pronta a fare la sua parte. In Friuli Venezia Giulia le proiezioni degli esperti dicono che la produzione energetica non sarà matura prima del 2050. Torna l'ex presidente dell'Aula, Zanin, direttore di Friuli Venezia Giulia Energia. Vediamo anche qui il sondaggio di SVG sul gradimento. Fedriga ancora al secondo posto nella classifica dei governatori. Stabile la medaglia d'argento alle spalle del Veneto Zaia, la Lega consenso nonostante le manovre di qualcuno. Rivediamo insieme il nostro servizio. Classifica confermata anche quest'anno. Se Luca Zaia, presidente del Veneto, è il governatore italiano più gradito, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, rimane saldamente al secondo posto. È quanto emerge dal più recente sondaggio di SVG. I due leghisti, seguiti dalla new entry dell'Umbria, Stefania Proietti, confermano tra marzo e maggio 2025 i risultati del 2024. Alla domanda su quanto ritenga efficace l'operato di Zaia ha risposto molto o abbastanza
abbastanza il 70% degli intervistati. Per Fedriga la percentuale è stata del 64%. Terza Proietti, prima governatrice del centro-sinistra di questa classifica, con il 53%. Al quarto posto troviamo il forzista Roberto Chiuto della Calabria, il 52%, ma in sensibile crescita, più 6% rispetto al 2024. Quinto è Vincenzo De Luca, governatore PD della Campania, che sebbene ottenga lo stesso risultato di Occhiuto, 52%, è in calo di 4 punti rispetto all'anno scorso. Tra i primi 5 governatori dunque ce ne sono 3, Fedriga, Zaia e De Luca, che sono già al secondo mandato e che quindi a regole vigenti non potranno ricandidarsi. Torniamo alle notizie locali di Trieste. Allora, durante la chiusura della H4 in Slovenia, il valico di Zolla sarà l'alternativa al vertice transfrontaliero in municipio a Sesana. Ha chiesto il raddoppio delle corsie in entrata a Fernetti, frontalieri invitati a utilizzare percorsi alternativi. Il PD difende le logiche del bilancio partecipativo a San Dorligo della Valle. Poi ancora con il progetto Timavo il fascino del Golfo ora si scopre dal mare. Questo accade nel comune di Duino Aurisina. Torna il carnevale estivo a Muggia, spettacoli, mostre, concerti, cartellone denso d'appuntamenti. Si inizia il 26 giugno con la festa dei patroni, il clou dall'8 al 15 agosto con la corsa Carnival Run e la folcloristica Vogada Matta. Grande alla guida del commissariato al posto di Vecchietti. Il vicequestore aggiunto della Polizia di Stato Antonio Grande diventa appunto il commissario di Muggia. Eventi da tutto esaurito, la prima edizione del Beethoven Fest sempre a Muggia, e poi in memoria del preside Lucio donate 4 borse di studio sempre a Muggia. Il professor Giangasper, ospite dell'Ande, il dibattito pubblico sui referendum è a zero, dice il professore. E poi ancora rapidamente andiamo alle pagine della cultura per vedere che ieri è stata presentata la stagione nuova del Rossetti. Trieste 1954, la storia al Rossetti. Presentato il nuovo cartellone del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Si parte con lo spettacolo di Simone Cristicchi per la regia di Paolo Valerio, ma non c'è naturalmente solo questo, ci racconta tutto ancora una volta Umberto Bosazzi. Anche nel cartellone 2025-2026 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia c'è tanta memoria. Una memoria verrebbe da dire doppia. Si comincia il 7 ottobre con Trieste 1954 di e con Simone Cristicchi, regia di Paolo Valerio, che dunque applauditissimo resta alla direzione del Rossetti fino alla scadenza naturale del mandato. Già il Mittelfest butterà invece Argo, un testo che narra la fuga dall'Istria e che vedrà protagonista Ariella Reggio. Poi Svevo, Joyce, Zeno Blum, uno spettacolo che mette a confronto i due colossi della letteratura del Novecento attraverso i rapporti fra i loro personaggi più emblematici. Dirige Davide Calabrese, drammaturgia di Laura Pelaschiare e Paolo Quazzolo, in scena Fulvio Falzarano e Francesco Godina. È in preparazione poi, diretta da Valerio Santoro, una nuova versione di Rigenerazione con Nello Mascia. Dunque memoria del territorio e memoria letteraria insieme per condividere un'identità. Fra le produzioni proprie, accanto alle riprese e agli spettacoli in tournée, va citato il Romeo e Giulietta che chiuderà la stagione, progetto realizzato in collaborazione con il Teatro Verdi. Anche per quanto riguarda gli spettacoli ospiti, fatto salvo lo spazio tradizionalmente offerto dalla Sala Bartoli al Teatro Contemporaneo, sarà la memoria, ma in questo caso la memoria stessa del teatro, a farla da padrona. La gatta sul tetto che scotta, il lutto si addice ad Elettra, Otello e il Gabbiano, per non dire di Amadeus. Fra gli attori Stefano Accorsi con Odissea e Luca Marinelli con un'antologia di testi da Italo Calvino. Sul fronte del musical, in attesa di conoscere l'intera programmazione, appuntamento a settembre per una nuova presentazione, torneranno Cats, Rocky Horror Show, We Will Rock You, aggiunge un posto a tavola La febbre del sabato sera. Si attendono anche Cantando sotto la pioggia, Sherlock Holmes il musical con Neri Marco Re e I Tre Moschettieri opera pop. La campagna abbonamenti parte martedì 10 giugno, c'è tempo fino al 29 agosto per le riconferme dei turni fissi. Allora, ancora il tempo per dare le ultime notizie sulla Triestina. Allora, agonia quasi finita, gli americani provano l'improbabile salvataggio in extremis. Domani è fissata la deadline sull'esistenza della Triestina. Andiamo a leggere un po' dell'articolo di Ciro Esposito sul Piccolo. I tifosi danno la Triestina già per morta e sepolta, la ragione da una parte e la sofferenza dall'altra giustificano questo atteggiamento. Eppure l'agonia della Triestina
Triestina non è ancora finita, finirà forse oggi, certamente domani, con la deadline per l'iscrizione al campionato di C. Così almeno si può dedurre dai movimenti dell'ultimo esiguo nucleo operativo rimasto in società. La di Sebastiano Stella, che poi è il soggetto che in caso di fallimento sarà chiamato alle più pesanti responsabilità, ha tenuto un filo aperto con gli USA e con il presidente Ben Rosenzweig, che pur non manifestandosi pubblicamente da mesi non è evidentemente sparito. Anzi, starebbe ancora cercando una soluzione in extremis. La logica imprenditoriale direbbe che la possibilità di non interrompere la continuità aziendale significa poter passare la mano con un titolo sportivo in tasca, non dissipare il tesoretto giocatori, 3 milioni di euro potrebbero essere capitalizzati che altrimenti sarebbero svincolati, evitare dei guai giudiziari agli amministratori, ma in questa storia di logico c'è ben poco, a partire dai 25 milioni e passa consumati in 1 anno e mezzo. Questa la vicenda della Triestina. Vi ricordo che Tele4 seguirà in diretta durante il telegiornale delle 19:30 il corteo di protesta dei tifosi della Triestina, che è in programma, che partirà appunto alle 18:30 da Piazza della Borsa, e con tutta probabilità proprio oggi si conoscerà proprio il destino della società, quindi se c'è la possibilità, grazie all'arrivo di nuovi fondi, di iscrivere la squadra al prossimo campionato. C'è tempo, lo ricordiamo, lo ricordava anche l'articolo, fino a venerdì, per cui è una vera e propria lotta contro il tempo. Allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, fra poco sarà con noi il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Vincenzo Rescigno. Bentornati in diretta, 8:04 del mattino, diamo subito il buongiorno al consigliere Vincenzo Rescigno, ben arrivato, Fratelli d'Italia. Buongiorno a voi tutti e grazie per l'invito. Grazie di essere qui con noi. Allora il consigliere qui, nonostante la lunga maratona consigliare, sia la giornata intensa, possiamo definirla così, di ieri in particolare, in cui c'è stato l'inizio della discussione sulla cabinovia, di cui parleremo fra poco, ma anche il conferimento della cittadinanza onoraria ai carabinieri, che oggi proprio alle 10 celebrano la loro cerimonia festa, in Piazza cerimonia Unità, in Piazza Unità, insomma un momento importante di vicinanza con l'Arma dei Carabinieri. Come sempre è stato, certo. Allora, sì, appunto questa mattina ricorre il 211° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, voluta da Re Vittorio Emanuele I nel 1814. Sarà una cerimonia ricca ovviamente di eventi e di ospiti. Avremo i comandi in rappresentanza dei 4 capoluoghi di regione, delle mostre in sala d'arte in Piazza Unità sotto al Comune, in regione a cui ho partecipato, bellissima, e un'altra piccola esposizione a Caffè degli Specchi con uniformi storiche e moderne, nonché avremo anche studenti e mezzi storici e moderni in Piazza Unità. Quindi avremo questo evento così importante che ci accompagna per la prima volta. Saranno a Trieste a festeggiare questo loro anniversario. Quindi lei prima mi chiedeva come mai si chiamano carabinieri. Esatto, quindi... ne parlavamo prima fuori onda, no? Perché si chiamano carabinieri? Sì, i carabinieri prima erano un reparto di fanteria leggera, poi appunto il re Vittorio Emanuele I volle un reparto che si occupasse di sicurezza interna e ordine pubblico, avendo già un'arma che appunto i carabinieri erano forniti di una carabina, e da questo deriva il nome, quindi un'arma leggera, maneggevole, e quindi che garantiva mobilità durante l'ordine pubblico e durante i teatri di guerra, diciamo. Quindi da allora, dal 1814, è nato questo corpo.
questa è la nota storica che insomma, Sì. ci incuriosiva, Sì. ma ieri appunto avete dato la cittadinanza onoraria. Ieri abbiamo appunto, conferito la cittadinanza conferita. onoraria all'Arma dei Carabinieri, è stata una cerimonia anche questa ricca e emozionante, perché Certo. poi vi è il generale di Corpo d'Armata che va in pensione fra 20 giorni e sì, mi sono anche un po' emozionato perché non vedevo persone da circa 30 anni e le ho riviste, in particolare uno che arrivava da Gorizia, Carabinieri. Io ho scoperto quando sono arrivato a Gorizia per la prima volta 40 anni fa che nella mia caserma c'erano i carri armati, ma di fianco in via Trieste 54 c'era un'altra caserma dei carabinieri che avevano i carri armati come noi, i Leopard, e quindi io mi meravigliavo come mai hanno i carabinieri e poi insomma alla fine abbiamo lavorato insieme. All'epoca c'era, come sappiamo tutti, il muro, i certo, comunisti e l'Occidente, quindi era molto forte la presenza. la proprio, cosa no, più impressionante è che ci dicevano che avete 2 ore di tempo per cominciare a morire, quindi quel reparto di primo impatto, per fortuna non è mai capitato niente. Non è Ecco. mai successo. Per fortuna. Allora, ci scrive il nostro amico comune Claudio Visintin, che Sì. adesso si trova fuori, però ci ha scritto prima una mail. Allora, buongiorno, dottoressa Laura, consigliere Rescigno, da Claudio Visintin. Visto che lei è un militare, cosa ne pensa, scrive, delle strategie di Trump per riportare la pace? Secondo lei ce la farà? Poi una domanda che sta a cuore a me e ai telespettatori di questa benemerita rubrica televisiva: la sanità. Visto che talvolta mi preoccupa la mia salute, le chiedo a che punto è il servizio del 912 con videochiamata. Poi, per evitare di intasare pronto soccorso, ho sentito di un servizio per consulti sanitari soprattutto durante i giorni festivi. Sa dirmi qualcosa in merito? Infine, per fatto personale, se può parlare con l'assessore Maurizio De Blasio per fare un murales a bordo campo della struttura comunale sportiva intitolata Maurizio Visintin, il messaggio sociale: non bere se devi guidare. Queste le richieste del nostro amico Claudio. Allora, cosa può Da rispondere? Trump, sì. Chiaramente il presidente Trump prima delle elezioni e dopo le elezioni ha promesso, ha cercato di fare il massimo per riportare la pace nei teatri di guerra, in particolare quelli che ci affliggono sono quelli del Medio Oriente, e Ucraina e Russia. Naturalmente è un percorso difficile, l'unica strada da attraversare, da percorrere è quella del dialogo e del negoziato. Però che succede? Che in certi casi, come è capitato nelle ultime settimane, anche se c'è un inizio di dialogo, alla fine Israele accetta il piano USA, Hamas dice che non dà garanzie. Dall'altra parte Ucraina e Russia, sì, potrebbe esserci una tregua, ma la Russia chiede che gli ucraini abbandonino i territori parzialmente occupati dell'Ucraina stessa, quindi si riferisce al Donbass. Ovviamente ogni volta che c'è una trattativa in corso, poi magari capita anche che arriva un missile in entrambi i teatri di guerra o dall'una o dall'altra parte, e tutto è necessario ricominciare da capo. Quindi è un momento molto delicato. Trump naturalmente sta cercando di fare il possibile, perché non è facile, perché quando si sembra che si sia arrivato a un dialogo, diciamo, costruttivo, capita qualcosa e ricominciare da capo. Questo è quello che ho notato. Poi praticamente quello che ci preoccupa non è solo questi 2 conflitti in Medio Oriente Certo. e in Europa, ma ci sono altre guerre importanti, però sono sommerse, dimenticate. Ricordiamoci dei Balcani, ricordiamoci Cina, Taiwan, ricordiamoci Grecia e Turchia, ricordiamoci anche India e Pakistan, che recentemente hanno avuto un conflitto, però un piccolo conflitto, però comunque ci sono state delle vittime civili. Quindi noi, per quanto riguarda il nostro contributo, come italiani in questo momento abbiamo la Brigata Porzione di Friuli, che si trova nella missione ad espletare la missione UNIFIL in Libano, con circa 1000 uomini, 1000 soldati, tra uomini e donne. Sono partiti in febbraio e torneranno a luglio. UNIFIL significa Libano, quindi sono là ad interporsi nei Balcani, a interporsi fra le varie fazioni, i vari stati, i vari territori che sono sempre in conflitto tra di loro, e quindi ci interponiamo per mantenere la pace nel mondo. Noi, per mantenere la pace nel mondo, ricordiamoci anche dell'Afghanistan,
che nonostante ci eravamo interposti per svilire, diminuire i conflitti in Afghanistan, abbiamo comunque perso 51 ragazzi italiani, soldati italiani, per mantenere la pace in Afghanistan. È inutile che mi metta a fare l'elenco, perché il mantenimento della pace, anche in questo caso, è necessario pagare un prezzo. Quindi la brigata Pozzuoli del Friuli tornerà nel mese di luglio. Per quanto riguarda il numero unico, sì. Dovrei averlo qua dentro, il numero di ricordo che comincia con 800. Esiste questo numero unico in fase di sperimentazione che in sostanza cosa fa? Nei giorni festivi o nelle ore notturne, anziché recarsi in pronto soccorso per un consiglio, per un consulto, per farsi un'iniezione, c'è questo numero unico che indica cosa e dove andare. Quindi funziona 24 ore al giorno ed è utile per tante persone che non hanno la reperibilità del loro medico o di qualsiasi altro soggetto che ha bisogno di qualcosa e non sa a chi rivolgersi. Quindi c'è questo numero unico. Adesso, dopo la pubblicità, lo cerco e lo do in diretta, che può servire non solo al signor Visentini ma anche ad altri. Per quanto riguarda il murales per il figlio del signor Visentini, Maurizio Visentini, già ho accennato qualche giorno fa, oggi, che lo vedrò in Consiglio Comunale, faremo anche questo. Quindi ci sarà anche questo passaggio Consiglio Comunale in cui continuerete a parlare della cabinovia, no? C'è stato un inizio, diciamo, anche movimentato, a testimonianza, insomma, che è un tema ancora molto sensibile, molto scottante, questo della cabinovia. C'è stato anche qualche battibecco in aula. È molto animata, siamo partiti già male, secondo me, perché alla fine male, l'hanno detto da varie parti, insomma, no? Questa partenza così in salita, possiamo dire, perché poi alla fine, buongiorno si vede dal mattino, non sarà una trattazione tranquilla, pacifica. No, perché poi alla fine, quando trovi l'ostruzionismo, quando si presentano tanti emendamenti, che poi gli emendamenti tendono a stravolgere la delibera stessa, oppure oltre 3.000 tra osservazioni e opposizioni, quindi se vuoi presentarli, illustrarli uno per uno, secondo me ci vorrebbero almeno 20 giorni. Noi siamo partiti ieri, oggi continueremo, domani anche. Ho forti dubbi che domani sera, anche a notte inoltrata, si possa compiere questa missione per l'approvazione della cabinovia, quindi della variante urbanistica, perché adesso abbiamo la variante adottata nel 2022, quindi adottata ma non è approvata. Oggi l'approveremo, avremo quella approvata definitiva per il piano regolatore generale comunale, quindi adesso è adottata, stiamo lavorando per approvarla in modo definitivo. Poi si può continuare, possiamo parlare per ore della cabinovia, però poi ne parliamo anche magari per quanto riguarda la sostenibilità economica, no, di quest'opera, che è spesso contestata, ma volevo prima leggere la mail di Rossana, che è una nostra telespettatrice che si oppone proprio alla cabinovia e che scrive: buongiorno, ieri ho assistito come pubblico a una parte del Consiglio Comunale, esperienza che consiglio a tutti per rendersi conto di chi ha eletto in città. I consiglieri di maggioranza hanno mantenuto un comportamento inqualificabile, dice Rossana, chiacchierando fra loro ad alta voce, alzandosi, è arrivato alle minacce quasi fisiche. I più educati giocherellavano con il cellulare, ma non c'è nessuno che possa spiegare alla maggioranza che in prima è necessario mantenere una certa educazione. Insomma, si concentra su questa particolarità la signora Rossana, dice: non è stato un bello spettacolo secondo lei? Sì, no, ma in questi casi, quando c'è un argomento come questa delibera che porta dibattiti anche accesi, ovviamente si assume un comportamento quasi spontaneo, non di sfida, ma di essere super eccitati per questo argomento, quindi tante volte nella discussione o non discussione si cerca di assumere degli atteggiamenti che talvolta mi pare che è difficile anche controllare, però per quanto riguarda me sono abbastanza, diciamo, sempre stato
tranquillo, pensa alla costruttività delle cose, però il dibattito c'è ed è stato anche acceso, lo sarà anche oggi credo, però è un prezzo che si paga non solo nei comuni di Trieste ma in tutti i comuni e anche in Parlamento e anche nell'Unione Europea. Allora, c'è una telefonata, la sentiamo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno Laura, sono Diego. Diego, buongiorno. Allora, io volevo approfittare della presenza del consigliere Rescigno per chiedergli se a suo parere sono concluse o si sono affievolite le tensioni all'interno del Consiglio Comunale, non tanto per la contestata cabinovia, quanto per l'apertura dell'asilo nido di Roiano, che non vede ancora una conclusione dei lavori sostanzialmente. Ma perché faccio questa domanda? Perché mi chiedo se invece di proporre un concorso per l'assunzione di nuovi agenti di polizia locale che quindi incidono sulla spesa corrente, non sarebbe forse stato opportuno procedere con un adeguamento della graduatoria e una stabilizzazione della graduatoria per il personale delle maestre degli asili nido e poi in un secondo momento, una volta fatta appunto un'analisi del bilancio comunale, procedere all'assunzione di agenti di polizia locali. Questo ovviamente avrebbe permesso non solo l'apertura dell'asilo, ma il mantenimento sotto il controllo al 100% del comune. Ecco, questa è una domanda tecnica sulla quale inviterei appunto il consigliere a riflettere e a darmi una risposta dettagliata. Con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie, buona giornata a lei Diego. Allora, è molto precisa la richiesta di Diego, si torna ha esposto un polemica. quesito, ha esposto un quesito sensato, serio. Devo dire che per quanto riguarda l'assunzione di agenti per la polizia locale, riguarda la nostra sicurezza. La sicurezza prima di ogni cosa è un patrimonio innegabile di noi tutti e nessuno deve violarlo. Quindi è necessario vivere in sicurezza e questo per quanto riguarda la polizia locale, perché Trieste non è più quella di una volta, ma non solo Trieste, ma tutte le città italiane. Per quanto riguarda invece, lei parlava dello scorrimento, della graduatoria, eccetera, eccetera, l'area bilancia ha formalmente comunicato che non vi sono i fondi per assumere personale nuovo per quanto riguarda l'area educazione. Però è una questione proprio economica. Dopodiché l'asilo italiano è quello che speriamo tutti di poterlo aprire e farlo funzionare al più presto, però è necessario anche pensare che questa amministrazione, come penso anche le altre, l'obiettivo è quello di implementare i numeri degli asili, i numeri dei bambini negli asili nidi, quindi il nostro obiettivo è questo. So che vi è stato un incontro tra l'opposizione e il sindaco la settimana scorsa e qualcuno ha detto peccato che questo incontro non ci sia stato prima. E quindi vuol dire che qualcosa di costruttivo sta nascendo. È necessario comunque aprire quell'asilo, la struttura è pronta, 66 posti, poi ci sono tanti tecnicismi che possiamo valutare anche qua in questo momento, ma alla fine quello che si dice adesso potrebbe essere cambiato forse, perché poi ci sono 120 emendamenti solo dell'opposizione ed altro emendamento, ripeto ancora una volta, significa cambiare, stravolgere, modificare la delibera del testo. Il sindaco è deciso per percorrere questo tipo di condizione, ovvero la concessione, però è vero anche che è un peccato avere quell'asilo pronto. Chiaramente noi pensiamo, il sindaco in particolare, io costruisco e tu gestisci e mi dai 33 posti in cambio. Questo finora è quello che le parole del sindaco proprio in una trasmissione di Tele4. È vero, questo è un altro problema spinoso che affronteremo dopo aver risolto la cabinovia, affronteremo quello di Roiano. Ovviamente si spera che sia veloce apertura, no? Di questa bella struttura, fra l'altro, che è nuova, appena quindi è necessario trovare l'accordo, il dialogo, il negoziato, ritirare, perché alla fine poi ci sarebbero anche altri due asili a San Giovanni con 120 posti che sono in fase di ultimazione. Anche là ci sarebbe un altro contributo importante per i cittadini che hanno bambini, quindi hanno necessità di lasciare i loro figli al sicuro con strutture e personale ben specializzato.
Allora, Barbara ci scrive: volevo chiedere informazioni sul contributo regionale per la prima casa e inoltre vorrei sapere quando sarà pubblicato il prossimo bando per le case ATER, ci chiede Barbara. Sì. Allora, acquisto della nuova costruzione oppure recupero della prima casa di abitazione, ci sono tutte le informazioni anche sul sito della regione, no? Perché sono contributi regionali questi. Sì, contributi regionali. Allora, prima casa e del bando ATER ha detto. E il bando ATER, sì, quando uscirà il prossimo bando ATER, sì. Questo non glielo so dire, però non so, forse il consigliere è più informato. Allora, per quanto riguarda il contributo per la prima casa possono partecipare cittadini italiani residenti, cittadini residenti in regione da almeno 5 anni, quindi è possibile fare l'acquisto o il recupero, ovvero ristrutturazione di un appartamento. Possono concorrere sia singoli che coppie, residenza, come ho detto, da almeno 5 anni in regione, avere un ISEE non oltre i 30.000 euro. Poi per quanto riguarda il contributo regionale è questo, diciamo, gli obblighi sono questi qua: essere residenti 5 anni e poi senz'altro trasferire la propria residenza, la propria dimora nell'alloggio in cui si è chiesto il contributo. Poi per quanto riguarda il bando ATER, è uscito il bando proprio il mese scorso e, se non vado errato, le domande non si potranno più presentare oltre la metà di ottobre. Poi nel mese di gennaio o di febbraio, primissimi mesi di 2026, uscirà la graduatoria. Chi ha fatto già domanda nel 2019, cioè ovvero l'ultimo bando, deve rifarla, così acquisisce, è probabile, anche un punteggio in più. È necessario, per partecipare al bando ATER, è necessario essere residenti in regione da almeno 2 anni e avere un ISEE non superiore ai 20.000 euro. Si prevedono domande fra le 4.000 e 5.000 domande. C'è molta richiesta, è vero. Quindi, sì, detto tutto. Queste le informazioni, insomma, per la signora Barbara. Sì. Allora, c'è una telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, dottoressa Bucarella, sono Attilio. Innanzitutto Attilio, mi scusi, la sentiamo male. Mi sente meglio adesso? Ecco, meglio, sì, buongiorno, non ho capito il nome, mi scusi. Buongiorno a lei, dottoressa. Quindi innanzitutto volevo ringraziarvi per il prezioso lavoro che lei e i suoi colleghi fate quotidianamente, il servizio che date a questa città. Grazie. Con la vostra attività. Detto questo, saluto anche il consigliere Rescigno, per il quale ho due domande sostanzialmente. La prima è relata ai parcheggi, che ovviamente abbiamo sempre come problema in Trieste, si sta cercando in qualche modo di risolvere, tanto più visti, io dico fortunatamente, il numero importante di turisti che frequentano, i visitatori che frequentano sempre di più la nostra città e che per conseguenza, come altra faccia della medaglia, portano qualche problematica ai residenti. La seconda domanda è relata invece all'area di Grignano, dove sappiamo che la baia è interessata da una serie di lavori che sono in corso e visto l'appropriarsi velocissimo della stagione estiva, volevo sapere qual era la situazione e quando eventualmente quest'area potrà essere totalmente fruibile o fruibile per la maggior parte. Ringrazio per le risposte, auguro una buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie a lei, buona giornata. Allora, buongiorno, grazie. Due domande, una riguarda i riflessi del turismo in città anche, no? Perché i parcheggi che scarseggiano è un problema che è aggravato dal pur positivo sviluppo turistico della città. Una città come Trieste, giusto per rispondere, una città come Trieste, che è città turistica, ricordiamolo sempre, è strategico avere un'abbondanza di parcheggi, sia per l'economia locale, sia per il turismo e sia per la vivibilità della città stessa. Io già ho affrontato questo argomento alcune trasmissioni fa, che mi ricordi ci sono oltre 6.500 parcheggi blu, con strisce blu, quindi a pagamento a Trieste, oltre 500 con le strisce bianche, quindi a gratis,
e circa 300 per quanto riguarda carico e scarico merci, ma ogni volta che si deve installare, posizionare un carico e scarico per i negozi di quella strada, c'è sempre la protesta, la segnalazione dei residenti che appunto protestano perché vai a sottrarre parcheggi in quella strada o in quella piazza. Poi è necessario creare ovviamente nuovi parcheggi, ove delle file chilometriche a parcheggio San Giusto, talvolta arrivano fino a ben oltre la regione in certi giorni. È chiaro che è necessario creare altri parcheggi e si fa quel che si può, perché vi è stata anche questa ondata che da qualche anno dura su questa città, che è appunto città turistica, e non è che ci ha colti impreparati, però si cerca di correre. Il sindaco parlava di vendere, si cerca l'acquirente per quanto riguarda il mercato ortofrutticolo. C'è una richiesta di 25 milioni se non sbaglio, e quindi ci andrebbe un altro parcheggio da 1000 posti. Poi si parlava del parcheggio interrato sulle rive, ma non è più possibile perché è stata eliminata quell'opzione. E poi aspettiamo anche la riqualificazione di Barcola, che dovrebbe creare altri parcheggi. Ecco, quindi io ne ho in mente una decina. L'ultima che mi ricordo, novità per agevolare i parcheggi, il centro commerciale Giulia con 50 euro al mese, puoi parcheggiare tutto il mese, quindi è un'agevolazione anche per i residenti in quella zona. Quindi è il Silos, che prima era poco frequentato per una questione che era una zona un po' degradata, adesso mi dicono che comincia a riempirsi anche là. Il Silos conta circa 1000 posti, che è abbastanza pieno. Noi vediamo in città tutti i giorni, talvolta nel centro storico della città, talvolta è anche difficile camminare a piedi, perché scolaresche, nave da crociera, turisti. È vero che portano solo le navi da crociera portano a Trieste circa 40 milioni di euro all'anno. Questo è uno studio fatto qualche anno fa da Trieste, 3.000 passeggeri, e poi facendo i conti in effetti questi 40 milioni non fanno altro che incrementare l'economia locale. Quindi ben vengano i parcheggi, che sarà a cuore un po' a tutti per quanto riguarda l'economia locale, il turismo e la vivibilità della città stessa. Meno auto, più si circola con ordine. L'altra domanda qual era? L'altra domanda riguardava la baia di Grignano, i lavori di sistemazione, immagino, sì, no? della zona. Sì, per quanto riguarda la baia di Grignano, l'anno scorso sono iniziati i lavori di ristrutturazione per tutta la fascia, quel tratto di fascia costiera di Grignano. Sono stato qualche settimana fa, i lavori stanno procedendo abbastanza bene. Sono rimasto incastrato perché pensavo di fare il giro andando a sinistra, però poi c'erano i lavori, ho dovuto marci indietro, io e qualche altro dietro, però i lavori stanno procedendo e dovrebbero terminare nel 2026. C'è una spesa di oltre 7 milioni di euro per rinnovare, ristrutturare quel tratto di costa che poi in effetti è tra gli angoli più belli della nostra città, e allora è necessario puntare. Si è aspettato tanti anni, mi ricordo che era quasi impraticabile con questi alberi, si sta riassettando. Poi ci sarà un ascensore panoramico, un parcheggio ad hoc per quanto riguarda sia le auto che i pullman, e quindi si sta lavorando anche là. Poi si sta lavorando oltretutto anche sulla costiera, su Barcola, per quanto riguarda altre cose, i topolini eccetera eccetera. Poi magari ne parliamo. Allora sì, abbiamo una telefonata, poi dobbiamo andare rapidamente in pubblicità, sì, magari diamo però il tempo al nostro telespettatore o telespettatrice di fare la sua domanda, il suo intervento. Pronto, buongiorno. Buongiorno, lei è il suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Senta, ieri io per la prima volta ho preso il tram di Ferropicina e ho avuto questa esperienza. Innanzitutto ho visto che la stazione, quella che è stata costruita da anni per il tram di Opicina, è fuori uso, nel senso che il tram non arriva fino a lì e tutto il terreno dove la sede del tram è tutto da sistemare, e addirittura di fronte invece si fermano gli autobus. Quindi quella stazioncina si è trasformata
ed è molto brutto come impatto, perché la gente va lì e non sa più neanche come comportarsi, mentre il recapito della fermata è in piazza Dalmazia, dove è stato allestito una specie di capannone tutto in plastica, molto chiuso, che col sole di ieri era un forno. In più dentro c'è la macchinetta per i biglietti, per acquisire i biglietti. Non c'è una sedia, non c'è una panca, un qualcosa, è tutto pieno di turisti, i quali praticamente si sedevano addirittura sui blocchi di cemento che servono per fissare tutto l'edificio in caso di bora, che non voli via, perché è una roba veramente provvisoria. Cioè veramente brutto. Bene, poi sono andato a Officina, bellissimo tragitto, il tram pieno, quindi di turisti. A Officina ho mangiato eccetera e mi sono fatto un pensiero, perché a Officina c'è il famoso arrivo della funivia, no? Sarà nel posteggio del Quadrilatero, a quanto ho capito. E il tram arriva esattamente, passa per quel luogo. In più però va al centro di Officina, dove praticamente tutti i ristorantini che ci sono attualmente, e anche spero quelli che verranno fatti in seguito, erano tutti pieni di turisti, tutti pieni di turisti. In più, siccome anch'io ho approfittato di questa giornata, quando ho finito il mio pranzo, ho preso il bus 2 per tornare in città, ma ci sono anche altri autobus che arrivano a Officina. Quindi il discorso che si fa per la funivia, che serve per portare da quella parte le persone a Trieste, c'è già. Ci sono bus e adesso anche il tram. E quindi dice non serve, secondo lei. Questo sarà un doppione di quello che c'è già. E non vorrei che facendo la funivia levassero questi altri mezzi, perché allora sarebbe veramente disastroso, perché la funivia si fermerà, se non sbaglio, al posteggio, mentre tutti questi mezzi arrivano proprio all'interno di Officina. Questa è la mia considerazione, un'informazione. Grazie, buongiorno. Grazie, buona giornata. Gino, allora rispondiamo a Gino subito dopo un po' di pubblicità, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora in compagnia del consigliere Vincenzo Rescigno. Prima ci ha telefonato il signor Gino chiedendoci, appunto, parlando della sua esperienza di ieri della tram di Officina, che ha preso per la prima volta, insomma dicendo varie cose, parlando anche della stazione fuori uso e quella provvisoria, insomma, che è stata allestita per far partire il tram, e poi dello sviluppo turistico anche di Officina, dei ristoranti pieni, ma anche della presenza di tanti collegamenti comunque tra la città e il Carso, quindi dell'inutilità, diceva il signor Gino, della cabinovia, no? Quindi vari temi toccati. Per quanto riguarda la domanda che ha fatto il signore, ha ragione che la fermata del tram non è più quella esistente in piazza Oberdan, ma è un po' più avanti in piazza Dalmazia. Questo perché? Per problemi tecnici, per problemi di sicurezza, quindi adesso abbiamo aggiustato il tram. Non vorremmo che finché non si sana la questione dove era la vecchia fermata in piazza Oberdan, capitasse un altro incidente, poi ricominciamo le polemiche da capo. Intanto c'è un gazebo in piazza Dalmazia dove si ripara dal sole, ci si può riparare dal sole e dall'eventuale pioggia. La fermata precedente, quella di piazza Oberdan, si sta aspettando, si stanno facendo delle verifiche, uno studio di fattibilità eccetera, per quanto riguarda la pericolosità di quel tratto, proprio per i binari stessi. Certo, ha ragione su una cosa, che non c'è un posto per sedersi sotto il gazebo o comunque far accomodare persone magari che hanno qualche problema, qualcuno più anziano. Questo ci tengo particolarmente, lo riferirò al sindaco oggi stesso, perché io mi sono interessato di una fermata a Roiano con la signora Alessandra che mi bombardava di telefonate. Alla fine abbiamo risolto il problema di una panchina all'interno di una fermata a Roiano.
Per quanto riguarda invece, anche se provvisoria, anche se una panca sotto il gazebo per ripararsi dal sole o dalla pioggia, credo che sia necessario e me lo sono appuntato. Quindi l'altro argomento, sì, lei accennava al fatto che la cabinovia non serve. Non serve, poi ci sono opinioni divergenti su questo, la cabinovia, parliamoci chiaro, ha creato e sta creando un dibattito vivo, per quanto io possa valutare le opinioni degli altri, penso che sia un'opera giusta, anche perché, le ripeto, le dico che in virtù di un ordine del giorno datato 2022, poi approvato, che spero di tirare fuori, vi è questo ordine del giorno accolto dove si parla della continuità da Opicina a Montecrisa. Adesso questo lo accantoniamo, però io e qualche altro abbiamo in mente di dare esecuzione a quell'ordine del giorno approvato 3 anni fa. Poi, ripeto, anche con lei si può fare una discussione immensa sull'opportunità, la non opportunità, comunque è un'opera questa, la cabinovia, che crea dibattito, come ha creato dibattito la pineta di Barcola quando fu costruita, mi hanno detto, la pineta di Barcola quando fu costruita, la linea tranviaria del tram quando fu costruita, come ha creato dibattito accesissimo la grande viabilità, come ha creato dibattito accesissimo l'abbattimento della Piscina Bianchi, come ha creato addirittura anche delle vittime la costruzione dell'autostrada del Sole, che riguarda la spina dorsale dell'Italia, persone che si stendevano sull'autostrada, che protestavano, eccetera, eccetera. Ora, queste 5 opere che mi ricordo sono diventate tutte e 5 irrinunciabili. Pensiamo se non ci fosse l'autostrada del Sole, oppure la grande viabilità di Trieste, oppure se fosse ancora abbandonata l'ex magazzino Vini, dove adesso c'è Italy. Potrei fare un elenco immenso, opere su cui c'è un dibattito acceso, poi a distanza di tanti anni diventano opere irrinunciabili. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Sergio. Sergio, buongiorno. A parte tutti i dibattiti che il signor Rescigno è così contento che i degni fatti, ci fare una segnalazione importante. Negli anni 70 il sindaco Spaccini abitava nella villa della Parco Revoltella. Quindi la villa, che adesso è in rovina, lei era perfettamente con una serra magnifica, no? Dove è tutto un disastro, è tutto abbandonato. Non sarebbe male che il signor Rescigno apri un dibattito che vi interessa tanto anche per questa villa, questa casa del barone Revoltella, che la è perfettamente abbandonata. Bene. Io pregheria che si daghi da fare anche per questo, visto che c'è tantissima gente che va al parco Revoltella. Grazie, arrivederci. Grazie Sergio, buona giornata. Allora riqualificare la Villa Revoltella, no? Sì, allora ribadiamo il fatto che Villa Revoltella, il parco di Villa Revoltella è un fiore all'occhiello per questa città. Quella villa di cui parla il signore era ed è l'abitazione del sindaco, di tutti i sindaci da un secolo a questa parte. Prima era la residenza estiva dei vari sindaci. Il nostro sindaco e anche i precedenti non l'hanno mai usata, fino a 20-25 anni fa, qualcuno sì, però è vero che è necessario ristrutturarla, però ristrutturiamola quando c'è un obiettivo da percorrere. È vero, si potrebbe visitare, ma dentro, in effetti, io ci sono stato ed mi sembra un film dell'orrore, una casa abbandonata a se stessa, scura, veramente fa un certo effetto. Quindi io proporrò al sindaco cosa si può fare per quella casa, per ravvivarla, magari non dico che debba diventare una casa museo, però avere almeno l'obiettivo che ci vada a stare qualcuno o qualcosa, quindi vale la pena spendere un certo capitale per ravvivare, ristrutturare quell'alloggio che in effetti in quel contesto del parco di Villa Revoltella potrebbe anche spiccare per essere visitato, oppure
usarla per altre cose. Allora, un'altra telefonata subito, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno dottoressa, sono Vladi, buongiorno. Vladi, buongiorno a lei. Buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Premesso che sono totalmente d'accordo con quello che è stato appena detto riguardo la cabinovia e le grandi opere che sono diventate nel tempo assolutamente indispensabili, e questo varrà anche per la cabinovia. Bene. Ovviamente, un'altra piccola premessa: il PNRR è stato spostato in quanto un'opposizione aiutata da Roma e a Bruxelles ha tentato di dimostrare che l'opera era assolutamente turistica, solo turistica, e quindi Bruxelles ha alzato le antenne dicendo no, se è turistica niente, e poi c'è stato quell'iter che poi vedremo in seguito. Ma a parte questo mio primo apprezzamento, voglio un attimino uscire da Trieste e parliamo del professore pseudotale di Magenta, Campano, il professore Campano, che ha offeso la figlia della Meloni, e di quella scuola di Magenta nel milanese che ha proibito l'ingresso ai bersaglieri. Quindi sono due episodi assolutamente vergognosi che dovremmo anche noi qui a livello locale stigmatizzare, specialmente oggi che c'è la ricorrenza della festa dei carabinieri. Della festa dei carabinieri, certo. Come le nostre forze armate rappresentano un baluardo a difesa della nazione, ma non solo, pronti a intervenire in ogni emergenza, eccetera. E quel professore Campano dovrebbe essere non solo sanzionato con la sospensione, dovrebbe essere buttato fuori da tutte le scuole. Non possiamo affidare i nostri figli, i nostri nipoti a un professore di quel tipo là, né a quella scuola, a quel liceo nel milanese che ha proibito l'ingresso ai bersaglieri. Per tutto il resto, per quello che riguarda la cittadinanza, io mi sposo qui a quello che riguarda tutte le opere pubbliche, prima di tutti proprio la cabinovia. Ti ringrazio, buongiorno. Grazie a lei Vladi, buona giornata. E sappiamo Vladi sostenitore invece tra i nostri telespettatori della cabinovia, però non ha parlato solo di quello, no? Anche di due episodi recenti. Per quanto riguarda la cabinovia, è chiaro, il PNRR non sussiste più, quindi siamo ritornati alle origini, quindi la cabinovia fu inizialmente finanziata con dei fondi ordinari, poi trasformata poi inserita all'interno dei fondi PNRR, ma potrei dilungarmi molto anche su questo perché è stata approvata sia da Roma, da Bruxelles, quindi inserita nei fondi PNRR. Alla fine si è tornati per vari tecnicismi ai fondi ordinari, quindi sono 48 milioni più adesso 49 milioni dei ministeri che bisogna ancora ufficializzare, ma ci sono perché qualcuno l'ha detto e non credo che si perda la faccia, più 14 milioni di euro della Cassa Depositi e Prestiti che ha donato, diciamo, tra virgolette, per questa opera. Per quanto riguarda il professore, quello là che ha offeso la Meloni, è chiaro che è un professore di tipo C e mi fermo qua. Per quanto riguarda invece il preside che ha in quella scuola che ha impedito non ha voluto, non ha accolto i bersaglieri ma ha accolto qualcos'altro, perché i bersaglieri sono un simbolo di patriottismo, di unità, sappiamo quante cose hanno fatto in passato e nel presente, sono sempre a disposizione, è un'istituzione sana come tutto l'esercito e le forze dell'ordine, sana e silenziosa. Questo chi ha impedito oppure chi non ha accolto i bersaglieri ma qualcos'altro di contronatura. I bersaglieri invece non sono stati, diciamo, graditi, però questo professore, questo preside, è chiaro che anche questo non può mettere l'ideologia propria davanti all'istruzione dei studenti. Meglio avere un bersagliere, una persona normale, sana, che altre cose un po', diciamo, a gusto suo, ecco. Allora, è passato un quarto di secolo, ci scrive Roberto, dalla caduta del muro, e a differenza dei paesi vicini, in realtà è passato ben più di un quarto di secolo, insomma più di 35 anni, e a differenza dei paesi vicini che hanno rapidamente recuperato i siti militari dismessi ad uso abitativo, civile, eccetera, noi abbiamo ancora in regione tantissime caserme dismesse, abbandonate, con enorme spreco di denaro pubblico. Viva l'Italia, dice Roberto.
Sì, la nostra regione è stata, diciamo, l'area di primo impatto. Ripeto, come ho detto prima, c'era il muro di Berlino, poi i soviet, i comunisti, e quindi c'era la separazione occidente e comunisti per quanto riguarda la guerra fredda. All'epoca il primo impatto, ovviamente, dove si temeva l'invasione dei comunisti era proprio per quanto riguarda il nostro paese, dal Friuli Venezia Giulia, quindi è stata inserita strategicamente come area appunto di primo intervento, e in questa regione c'era una bellezza di 120-130 caserme. Adesso siamo ridotti, credo, 30, ma neanche. E ci sono tanti siti abbandonati che potrebbero essere sfruttati, utilizzati per tante altre cose, dall'accoglienza all'emergenza, o venderli addirittura, perché essendo proprietà del demanio, quindi è inutile avere un peso morto quando poi puoi ricavarci qualcosa da vendere ai privati e far rivivere quei siti abbandonati a loro stessi. Paola, ha detto quanto? Allora, c'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, un saluto a lei, Bucarella, la redazione, gentile ospite, e a tutti i telespettatori di Tele4. Allora, io desidero fare una piccola osservazione che purtroppo, diciamo, i dati sono questi, non è che se io faccio un'osservazione dico sono contro, c'è una realtà e questa va detta, no? Allora, lì Trieste era esattamente la quarta città dell'impero per importanza, l'impero austro-ungarico, dopo gli eventi della prima e della seconda guerra mondiale, con il ritorno e con la conquista dell'Italia su Trieste, 107 anni dopo, è un dato di fatto, abbiamo trasformato questa città in una città economicamente parlando di morti di fame. Sì, ci sono alcune cosucce qua e là che, diciamo, non la fanno letteralmente sprofondare nella miseria, però comunque già abbiamo da vantarci, virgolettato, il 39% della popolazione in stato di povertà. Si parla tanto di cabinovia, sì, una bellissima idea, tutto quello che voi volete, però alla fine di utilità pratica non se ne ha, perché alla fine se noi vediamo tutti, ripeto, quasi tutti, a parte Miramare, i monumenti che ricordano la grandezza di Trieste, e invito gli spettatori di andare a vedere, tutti tipo, non so, Villa Maria, Villa Darin, la Villa Revoltella, Orto Botanico, sono in uno stato di assoluto degrado, e usare un termine proprio, diciamo, tranquillo, diciamo, macerie. Perché? Perché secondo me, a titolo personale, questa è, diciamo, è un'opera di ingegneria sociale in cui si deve cancellare che Trieste era una grande città e invece era abitata da gente morta di fame, no? Alla fine, per concludere, sì, metteremo la cabinovia, opere strategiche, si parla tanto che vengono lasciati 54 milioni sul territorio delle crociere, ad esempio, no? Ma non si spiega a chi vanno questi 454 milioni lasciati dalle crociere. Si dicono che, ad esempio, sono 400 posti di lavoro, di cui non si dice che 240 sono a tempo indeterminato e il resto precari. E così è tutto quanto, perché prevale a Trieste diciamo l'apparenza, la polizia. Poi, tra l'altro, se il 39% della popolazione è in disagio di povertà, non gli frega niente a nessuno, perché io sento, diciamo, chi interviene dà la voce, dovrebbe essere dei pensionati, non hanno problemi di lottare quotidianamente diciamo, per la pagnotta, però l'apparenza. Nella realtà dei fatti, povera Trieste. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Allora, questa è l'osservazione del nostro telespettatore, abbastanza pessimistica. Per quanto riguarda, ha citato la povertà e il 39% di persone che vive, diciamo, in stato di disagio. Io qualche volta, anzi l'altra volta, in un'occasione ho fatto una riflessione. In Italia ci sono stati 65 governi e 19 legislature, e nessuno di questi governi o di queste legislature è riuscito ad abolire la povertà. La povertà esiste in Italia da sempre, in Europa, nel mondo. Nessuno è riuscito ad abolirla. Per quanto riguarda
la cabinovia, lei dice che sono soldi inutili, però siamo sempre allo stesso dibattito, c'è lo sviluppo, la strategia, il turismo, la vivibilità, la sostenibilità, posti di lavoro, poi accennava il signore anche 400 milioni per il turismo, no, sono 40 milioni e non 450 quanto ha detto di milioni per quanto riguarda le entrate riferite al turismo. Il turismo in questa regione, come in tutto il paese, è posizionato sull'8% dell'economia locale ma anche nazionale, quindi sono miliardi di euro che entrano ogni anno nel nostro paese. L'Italia, parliamoci chiaro, è un museo a cielo aperto, forse è l'unico al mondo. Allora, c'è Sandro che ci scrive: ancora con questa ovovia avete costruito un mega parcheggio in pieno centro a Trieste, cosa assurda, ora volete fare questa ovovia invece di gettare i soldi investite su scuole, sport e giovani, perché Trieste non solo è turismo, asili pubblici dati ai privati, complimenti, voi che dite che aiutate i triestini, insomma è protesta contro la questione appunto dell'asilo di Roiano in questo caso. Mentre arriva un grido così di aiuto da Roberta, dice buongiorno, il telefono risulta sempre occupato, non ho mai chiamato ma sono disperata, ho 29 anni, una figlia di 4, nessun centro estivo comunale a posto nonostante la domanda nelle tempistiche e nei modi corretti, i nonni lavorano, io e il mio compagno lavoriamo, come faccio? Insomma una giovane mamma che è in difficoltà con appunto la gestione proprio dell'estate, no? Per la propria figlia di 4 anni. Sì, nel primo caso che diceva il signore, investire nelle scuole. Nel prossimo triennio il Comune durante questo triennio, fino al 2027, il Comune investirà circa 50 milioni per le scuole. Per quanto riguarda questa signora che non c'è posto nei centri estivi, purtroppo è un argomento su cui non posso rispondere perché non mi occupo di questo, però se vuole contattarmi ho contattato questa redazione, cercherò di capire, mi dà le generalità, di capire perché, per come, perché non c'è posto, oppure se c'è tutto esaurito, oppure se la domanda è stata presentata come, nei termini come dice la signora. Ecco, se vuole posso interessarmi. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, che viene con noi? Buongiorno. Buongiorno Luisa. Questa ultima telefonata mi ha tanto fatto tenerezza. Sì. Questa signora che non la dove mettere il piccolo di 4 anni, dai aiutela per favore, sì. Aiutela perché mi so cosa che vuol dire quando che si ha bambini piccoli e che i genitori lavorano, dove trovare un posticino questa bambina, ecco, questo volevo dire, perché adesso ho sentito questa telefonata mi stringe il cuore, allora infatti, della cabinovia mi sono contraria, come se può rovinare un ambiente di Trieste, è il più bel posto del mondo, gli metti quella roba che va su e so, collabora che fiscia a 120 km all'ora, come se può rovinare l'ambiente, quando loro si mette in testa di qualcosa la fa, come la Pineta che ha buttato tutti al priso e certe cose, questo non siamo alle Dolomiti che andiamo a sciare, l'anno dico, è giusto che metti la cosa, ma a Trieste che c'è una meraviglia a fare la funivia, quel clinch che va su e so, è contrario, Luisa. Uno schifo, mi dispiace dire, devo essere un poco cattiva, però questa cosa non sono d'accordo e la farà, se metti in testa Lodi la fa. Ciao. Arrivederci Luisa, è sempre battagliera la signora Luisa anche nell'esporre le sue convinzioni. La risposta l'ho già data nelle domande precedenti. Nelle telefonate precedenti. Proviamo a immaginare cosa sarà la cabinovia in prospettiva. Fra 5 anni, in prospettiva, immaginiamo queste. Poi parliamoci chiaro, la cabinovia è inclusiva, nel senso che possono andarci anche i disabili che non possono andarci oggi col tram o con altri mezzi, coi pullman avranno qualche difficoltà, puoi portare la bicicletta, puoi portare migliaia di turisti al giorno, come vediamo, io vedo una buona prospettiva per il futuro perché non inquina e non costa neanche tanto. Certo, costruirla costa circa 62 milioni, però per la manutenzione ed altro non è eccessivamente. Poi parlava della Bora, come si fermano i trasporti marittimi quando c'è la Bora
fortissima qua a Trieste, si può fermare anche la cabinovia e in quell'occasione si faranno le dovute manutenzioni e altro. Allora, grazie a Vincenzo Rescigno per essere stato con noi questa mattina, lo invito a tornare a trovarci nuovamente qui presto a Sveglia Trieste e buon lavoro anche per la giornata nuovamente impegnativa faticosa, che lo oggi attende oggi e domani, appunto proprio sul tema della cabinovia in Consiglio Comunale, ma non solo, perché poi c'è anche la cerimonia dei alle Carabinieri 10, fra un'ora. Fra un'ora, esatto, dei Carabinieri in Piazza Unità. Grazie e buona giornata, ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra pochissimo sarà con noi la consigliera regionale Giulia Massolino, a fra poco. Buongiorno. Bentornati in diretta, il 9:05 del mattino, diamo il buongiorno alla consigliera regionale Giulia Massolino del Patto per l'Autonomia Civica Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, ben arrivata. Buongiorno a tutte e tutte e grazie dell'invito. Grazie a lei di essere qui, allora direttamente dalle manifestazioni Nuovo Via, evidentemente, insomma, vista la maglietta, abbiamo visto ieri insomma l'inizio di questa lunga maratona che si annuncia lunga perlomeno sulla variante per la cabinovia, la variante accesso nord, no? Accesso nord alla città. Questa è la variante in discussione, è stata una partenza col botto, possiamo dire, con tante scintille, no? In aula, litigi, battibecchi, insomma, tra i consiglieri della maggioranza e quelli dell'opposizione, addirittura fin dall'inizio, insomma, su metodi procedurali per andare avanti con la discussione. Ci sono più di 3.000 osservazioni, opposizioni, poi più di 250 emendamenti presentati, insomma, dalle opposizioni, quindi si annuncia un dibattito bello tosto. Fuori c'era anche la manifestazione appunto dei comitati che si oppongono all'opera. Certamente è stata, diciamo che appunto si è partiti in modo molto caldo, come leggiamo anche peraltro dall'articolo sul Piccolo di questa mattina, anche con toni decisamente non appropriati al contesto, ed è un peccato perché è un passaggio veramente importante per la città tutta questo, nel senso che è l'ultima volta che l'opera arriva nella sede dell'organo democratico preposto a discuterne e a prendere appunto delle decisioni sul futuro della città, il che non vuol dire minimamente che i giochi siano chiusi, nel senso che ci sono ancora numerosi passaggi, tra cui anche chiaramente i ricorsi al tribunale amministrativo, al TAR. Al TAR ce ne sono ancora 5, no? Se non mi sbaglio, pendenti. Forse 4. Non ricordo se poi è stato ancora aggiunto uno, di cui si prevede a metà luglio appunto il parere del TAR. Il che, diciamo, pone la discussione iniziata ieri sotto una problematica proprio di anche tempistiche, no? Al di là di tutto quello che è stato detto, di cui immagino avremo ampio modo di parlare questa mattina, c'è un grosso problema di tempistiche, nel senso che andare ad approvare una variante del piano regolatore che di fatto introdurrebbe l'opera, quindi consentirebbe sostanzialmente di andare avanti con le fasi, consentirebbe di avviare le fasi realizzative prima del pronunciamento del TAR, pone il Comune di Trieste anche a dei rischi amministrativi, oltre che politici, e anche di questo parleremo dopo, della questione di consenso politico, che appunto pone molti rischi dal punto di vista delle forze politiche in gioco. Ma dal punto di vista dell'amministrazione comunale, diciamo, andare a esprimersi prima dei ricorsi al TAR è assai pericoloso. Questo perché, l'ha sottolineato molto bene il consigliere La Terza ieri durante la discussione, c'è un intreccio assai pericoloso appunto tra l'iter autorizzativo, l'iter di conformazione urbanistica e l'iter progettuale. Stiamo andando a fare la conformità urbanistica a un'opera che è già stata appaltata. Quindi anche se qualora la conformità urbanistica adesso passasse, quindi la variante andasse avanti, e non lo diamo per scontato, perché comunque è stato il silenzio della maggioranza ieri è stato totalmente assordante, cioè nessuno ha parlato a favore dell'opera, neanche a favore della delibera.
Anche se questo passasse, se appunto, come auspichiamo e ci aspettiamo in realtà, i ricorsi al TAR dessero ragione al comitato, a quel punto sostanzialmente la Leitner ha chiaramente già delle aspettative dovute all'impegno assunto appunto vincendo la gara, e quindi immaginiamo che si rivalerebbe dal punto di vista economico sul comune stesso, e quindi a pagarne le spese saremo come sempre noi cittadini. Tutti quanti. Allora questo insomma il punto, poi continuiamo a parlarne, anche perché appunto ci sono stati tanti interventi da parte delle opposizioni, come diceva appunto la consigliera, ma poco da parte appunto della maggioranza, ma c'è stata l'esposizione anche dell'assessore Babuder, ovviamente, che ha in carico questa delibera. Allora, sentiamo prima la telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Andrea. Andrea, buongiorno. Non ho fatto in tempo per la pubblicità, ma volevo fare una domanda all'ospite che era prima. Io volevo capire il senso di questa cabinovia, a cosa serve? A cosa serve? Voleva domandarlo all'ospite precedente, essendo appunto parte della maggioranza comunale, lo spiegava prima. Io penso che in comune più di qualcuno ha delle pinne in testa, perché bisogna guardare la realtà. Abbiamo messo anni per avere questo benedetto Trump, che è storico, quindi andava fatto, perché è giusto così, ma dopo che finisce la stagione non c'è mai nessuno, è un Trump che fa su e giù a vuoto. La massa di turismo che c'è, la maggior parte mangia a bordo sulle navi, perché sono pacchetti già fatti con un prezzo, perché se noi giriamo i ristoranti non sono pieni. È tutto fumo, non c'è niente, non abbiamo fabbriche, bisogna guardare la realtà. Qua si vive di illusionismo, non siamo a Monte Carlo, non siamo a Portofino, queste sono cose che andavano fatte. Prima bisogna creare l'economia della città. E questo è il discorso, non c'è lavoro, non c'è niente, bisogna guardare la realtà. Queste sono opere inutili che andranno solamente a fare dei costi di manutenzione inutili, di cui l'inverno sarà una cosa morta che farà su e giù senza senso. Capito, questa è la critica insomma da parte del signor Andrea, che ringraziamo, grazie, buona giornata. Dice a cosa serve la cabinovia, e poi parla anche dello sviluppo insomma, turistico di Trieste, dice viviamo di illusionismo, un po' così, condivide questa visione. Condivido in toto e lo ringrazio per le sollecitazioni. Sì, concordo che quest'opera è molto illusionistica sotto molti aspetti, perché anche è molto mutevole, no? Cambia a seconda dei contesti, dei momenti, chi la vuole, chi non la vuole, c'è sempre il gioco delle tre carte su quest'opera, e soprattutto nessuno è mai in grado di dire a cosa serve, no? Perché appunto all'inizio c'è stato detto che l'opera veniva proposta per risolvere il problema dell'accesso nord della città, anche ieri questo è stato sottolineato dall'assessore Babuder, che continuava a dire che Trieste è un oggettivo problema di infrastrutture. Benissimo, facciamole, ma quelle che servono, non cose che non servono a niente, a nessuno, cattedrali nel deserto, che non andranno a incidere minimamente sul problema che Trieste ha. E anche ci sono anche continue contraddizioni, no? Perché da un lato si parla appunto che l'Ovovia dovrebbe risolvere questo accesso nord, dall'altro si dice di allargare Barcola, le corsie per le automobili di Barcola, in totale contrasto con quanto espresso dalla cittadinanza nei sondaggi che loro stessi hanno fatto. È come chiedere, ma ti preferisci blu o azzurro? Azzurro, e fare verde. Questa è veramente una cosa veramente incredibile, no? Fare partecipazione così è veramente frustrare. A parte, ci sarebbe molto da dire su come è stata fatta quella fase di partecipazione, ma è veramente frustrare la cittadinanza, perché è proprio irrispettoso, io penso, anche nei confronti di chi ha voluto rispondere a quel sondaggio, che appunto sondaggio non è partecipazione, ma su questo si apre una porta gigantesca. Capitolo, no? Al contempo appunto si dice si vuole togliere il traffico dalla città. I documenti progettuali stessi dicono che si toglierebbe l'1,5% di automobili,
nella più irosa delle ipotesi, mi viene da dire, perché appunto, come è stato sottolineato anche in aula ieri dallo stesso La Terza, non è stata fatta un'indagine sui desideri di mobilità delle persone, no? Ovviamente quando si propone una nuova infrastruttura sarebbe da dire: ma voi sareste disposti a rinunciare all'auto per usarla? Allora questo sarebbe stato quello che sarebbe dovuto fare. Ma anche ammettendo che fossero solo queste, cioè che le previsioni del comune fossero giuste, e noi abbiamo più volte dimostrato che questo che non è così purtroppo, anche ammettendo questo, togliere l'1,5% di automobili con lo 0,4% di riduzione delle emissioni a fronte di un costo gigantesco, perché si parla di 60 milioni di euro, ma proprio un paio di settimane fa è uscito su un giornale internazionale un articolo in merito alla funivia che Leitner stessa sta costruendo al Plateau Rosa, che è passata da 120 a 198 milioni di euro. Quindi noi riteniamo che quei 60 milioni di euro, peraltro stimati in epoca 2020, quindi prima di Covid, guerra, rialzi, inflazione, tutto quanto che abbiamo visto che ci ha fatto raddoppiare anche l'olio nel supermercato, figurarsi le opere pubbliche, è prevedibile che supereranno poi i 100 milioni di euro, per non parlare delle manutenzioni. Ecco, sarebbe un risultato, anche il più roseo dei risultati possibile, sarebbe un risultato insignificante rispetto alla spesa. E allora veramente a cosa serve questo via? Il telespettatore appunto ha suggerito il discorso del turismo, un giocattolo per turisti. Appunto sappiamo che purtroppo il sindaco stesso si riempie continuamente la bocca del momento magico per la città o la città piena di turisti. C'è da chiedersi anche questo: a cosa serve, a chi giova, perché sappiamo che nulla contro il turismo in sé, ma il turismo è un fenomeno che va gestito. Non possiamo andare a sbattere contro il muro dell'overtourism, come purtroppo stanno facendo molte città italiane. Certo. Venezia ormai sta vivendo questo problema in modo drammatico, ma anche Firenze. Ci sono delle problematiche che poi comportano l'aumento dei costi degli affitti, e noi ci sono già le prime avvisaglie, quindi è il momento di gestire il fenomeno, non di arraffa tutto quello che c'è, venite, invadeteci di turisti, e spesso anche si sta poco a ragionare sulla qualità del lavoro, perché si parla di indotto del turismo, ma qual è la qualità del lavoro? Sappiamo che purtroppo il lavoro in ambito turistico è spesso in situazioni di grigio, spesso mal pagato, spesso con poche tutele, esatto, la maggior parte delle volte molto precario. Quindi allora che futuro vogliamo costruire per la nostra città? Vogliamo una città da vivere, in cui investire fondi per la cittadinanza, per il benessere della cittadinanza, o vogliamo un giocattolo per i turisti? Peraltro anche su questo c'è da fare qualche ragionamento, perché appunto in questi anni abbiamo, io dico subito, qualcuno dice vissuto, un boom del turismo crocieristico, che appunto andrebbero fatte delle serie analisi su cosa porta, perché non pagano la tassa di soggiorno. Quindi tutto quello che viene finanziato con la tassa di soggiorno non viene finanziato da chi appunto arriva con le crociere. Spesso sono turisti basso spendenti e con poco tempo a disposizione, quindi non visitano musei, non contribuiscono quindi all'economia culturale della città. Spesso vengono portati a Venezia, a Lubiana, alle grotte, per dire, quindi spesso non restano neanche in città, quindi al massimo, voglio dire, il gelato, la maggior parte delle volte mangiano e dormono a bordo. Quindi sostanzialmente c'è da capire, ci sarebbe da fare un serio discorso di costi-benefici, di cosa questo porta effettivamente alla città, proprio numeri alla mano, ma al di là di questo registriamo che nell'ultimo trimestre c'è stato un meno 40% rispetto all'anno precedente. Quindi è anche una situazione che può variare moltissimo, molto altalenante. Ci chiediamo cosa succederà quando nel 2027 Venezia riaprirà la possibilità di attraccare a Venezia, e sappiamo che Trieste è stata un po' la seconda scelta, l'alternativa, quando non era più possibile attraccare a Venezia. Infatti la maggior parte delle volte attraccavano a Trieste e andavano a Venezia, o coi treni o coi pullman, peraltro ingorgando anche tutta la linea ferroviaria, rendendo invivibile anche la zona della stazione. Quindi insomma ci sono dei costi a carico della collettività giganteschi, ma peraltro appunto già adesso c'è un meno 40%, cosa succederà quando le crociere torneranno a Venezia? E sarebbe
praticamente quando l'Ovovia non avrebbe neanche ancora iniziato a funzionare. Noi ovviamente speriamo che non venga tagliato neanche un albero, non venga posto un bullone di questo inutile, impattante e insostenibile, e faremo di tutto perché questo non avvenga, ma anche nei loro programmi, cioè l'Ovovia non sarebbe neanche pronta che Venezia avrebbe ripreso le crociere, quindi anche se questo fosse l'obiettivo, sarebbe un obiettivo veramente assurdo. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, so che c'è già una telefonata in arrivo, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Giulia Massolino, consigliera regionale. Stiamo parlando soprattutto della cabinovia e della discussione in Consiglio Comunale che c'è stata a partire da ieri, ma ci sarà anche oggi, anche in questi minuti. In realtà deve essere già iniziata perché era prevista l'inizio dei lavori era previsto proprio alle 9. Allora, c'è una telefonata in attesa già da prima. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Silvia. Silvia, buongiorno. Il quotidiano, sono fortunata. Sì. Allora, io vorrei fare questa domanda, no? Me la pongo anch'io a me stessa, no? Che interesse hanno i triestini, i cittadini, ad essere contrari alla cabinovia? Perché ricordiamocelo che è trasversale questo rifiuto della cabinovia, questo vedere un'opera. Pronto? Oddio, è caduta la linea, è stata fortunata a prenderla la signora Silvia, ci domandava probabilmente che interesse ha chi è contrario alla cabinovia, no? Faceva un altro ragionamento, speriamo che riesca a riprendere la linea, magari per spiegarcelo meglio, no? Tornava su questo tema. Poi ha anche affermato appunto che l'opposizione è estremamente trasversale, questo è verissimo, quindi non ha colore politico come spesso invece la maggioranza in Consiglio Comunale cerca di affermare che sia una battaglia partitica più che politica, perché tutto è politico nella vita, però non ha colore politico l'opposizione a quest'opera. Che interesse hanno i triestini a essere contrari? Beh, direi primariamente il loro primario interesse, quindi sicuramente c'è il discorso economico, sappiamo che sarebbero più... Forse si è ricollegata? Forse si è ricollegata la signora Silvia? Eccoci, buongiorno, prego, prego. Ho fortuna. Sì, ci dica. E niente, allora, voglio fare così un pochino la maliziosa, ma poi non vorrei beccarmi qualche denuncia. Perché allora, i triestini cittadini come me, io non ho giuro, non faccio propaganda a nessun partito, non mi pagano, non mi interessa, non sono neanche tifosa di calcio, quindi ho questo tipo di mentalità. Cioè, è veramente una cosa dannosa, non è utile a nessuno. Adesso mi chiedo a chi è utile quest'opera che costa tanti soldi, e questi soldi volano, camminano di banca in banca, di conto in conto, e mi viene da pensare male, sinceramente, e non posso accusare nessuno, tutti e nessuno in pratica, e mi viene da pensare, perché noi cittadini non abbiamo nessun interesse ad essere contrari, perché se una cosa serve, è carina, è utile, ci può essere un minimo di senso, ma la maggioranza poi è d'accordo, insomma, vede l'utilità, credo, no? Ecco, invece in questo caso io questa ostinazione così la vedo interessata, mi dispiace, ma io comincio a pensare questo. L'ostinazione a voler costruire la cabinovia? Prego? L'ostinazione a voler costruire la cabinovia. A voler costruire la cabinovia e quindi far girare tanti soldi che non servono a noi cittadini, non sono a nostro favore. Punto. Chiaro, questa è la sua posizione, insomma, ma sulla la mia questione. Posizione, mi viene da dubitare. E poi un'altra cosa, se fosse stata fattibile, l'avrebbero già cominciata. Tecnicamente, in tutti i casi, hanno dimostrato che anche i tecnici hanno dato parere sfavorevole sotto tutti i punti di vista,
E allora io credo che se fosse stata fattibile, al di là del consenso o meno, l'avrebbero fatta. E se non l'hanno fatta vuol dire che stanno spendendo soldi ulteriori per carte, per documenti, fanno perdere tempo alla gente, per un'ostinazione che secondo me è interessata. Ecco, io l'ho detta, poi non ho detto niente altro. Grazie e Capito buongiorno. Silvia, grazie. Questa è la posizione della nostra telespettatrice. Cosa le risponde? Oggettivamente l'ostinazione, sì, all'inizio io avevo capito che era il contrario, cioè lei si chiedeva quali fossero invece i motivi per opporsi, e ce ne sono tantissimi di motivi per opporsi, quindi gli interessi della cittadinanza per opporsi sono tanti dal punto di vista appunto della devastazione di uno spazio Natura 2000, della perdita anche del nostro skyline, come si dice, del nostro paesaggio caratteristico, con questa ferita che di fatto si vedrebbe anche nella zona del Faro, che è una delle più belle di Trieste. Ci sono tutti i motivi legati agli interessi economici della cittadinanza, non solo triestina ma di tutta la regione a quel punto, perché se dovesse entrare nel piano di trasporto pubblico regionale sarebbe tutta la regione, sarebbe la cittadinanza di tutte le regioni a fare le spese di quest'opera, che economicamente creerebbe dei buchi di bilancio giganteschi. Quindi di motivazioni ce ne sono, chiaramente ci sono le motivazioni di chi vive lungo il percorso, ma anche motivazioni legate all'insicurezza di una struttura che comunque purtroppo abbiamo visto negli ultimi anni svariati incidenti che hanno coinvolto impianti a fune. Invece appunto, da quanto ho capito, invece nella seconda telefonata era il contrario, lei si chiedeva l'interesse nell'ostinarsi a voler costruire quest'opera, ed è oggettivamente un'ostinazione che anche noi facciamo molta fatica a spiegarci, anche perché come dire, va contro ogni logica anche di consenso elettorale, perché appunto abbiamo detto che l'opposizione all'Eurovia è estremamente trasversale, e questo l'amministrazione non può ignorarlo, e su altri aspetti come l'asilo di Roiano, in cui è evidente che l'opposizione della cittadinanza era molto chiara, la maggioranza non ha diciamo, esitato a litigare anche pubblicamente, l'abbiamo visto nella scorsa settimana, pur di non perdere il consenso elettorale. Quindi è curioso che invece in questo caso ieri si sia sentito in aula un silenzio assordante, ma un silenzio anche ci dice che non c'è stata nessuna motivazione portata a favore, perché anche negli interventi di illustrazione dell'assessore Babuder erano quasi giustificativi. Dicevano sostanzialmente che questa è solo la variante, quasi fosse un atto dovuto di un iter che non si può più scampare, e invece non è così chiaramente, ma non c'è stata nessuna motivazione politica per andare a votare questa variante. E questo ritengo che sia significativo. A maggior ragione, in realtà, abbiamo recentemente appreso, ed è una cosa che anzi invito chiunque riceva questa eventuale telefonata a segnalarlo, per capire cosa sta appunto succedendo. Ci hanno segnalato che starebbero arrivando delle telefonate di un sondaggio sulla cabinovia e sull'apprezzamento della giunta di piazza. Ora, non è chiaro, non ne sappiamo nulla di più, nel senso che ci sono delle persone che hanno detto che sarebbero state contattate da questo sondaggio. Quindi c'è solo insomma, la parola di queste persone che avrebbero chiaramente ricevuto non ne sappiamo nulla di più, e anzi invitiamo chiaramente chiunque voglia a segnalarcelo, a raccontarci, a chiarire la situazione. Ora, questo appunto pone diversi interrogativi, cioè chi sta facendo questo sondaggio, al di là degli esiti, il perché lo stanno facendo adesso, durante una variazione di bilancio e durante una crisi di maggioranza che ha coinvolto ampiamente la regione, ma di cui abbiamo visto alcune crepe molto grosse, anche chiaramente in consiglio appunto quanto è avvenuto in merito all'asilo di Roiano. Quindi diciamo che è un elemento interessante, invitiamo chiaramente la cittadinanza eventualmente a rispondere al sondaggio su come la pensano, ecco. Quello che dispiace di questa cosa è che se dovesse averlo indetto sostanzialmente chi in questo momento sta amministrando la città, quello che dispiace è che uno strumento per indagare la volontà dei cittadini
c'è e si chiama referendum. Referendum. Ed era quello che si chiedeva di fare appunto anni fa. Ricordiamo le immense file per firmare, per poter avere questa forma di espressione, e sappiamo che in un momento di crisi democratica come questo, in cui la partecipazione ai minimi storici, avere la fila di persone sotto la pioggia per firmare per il referendum, e che si arrabbiavano una volta che abbiamo finito i moduli, perché loro volevano firmare, noi dicevamo non c'è più niente da firmare, è un segnale molto forte, no? Ora la maggioranza continua ad affermare che non sono stati loro a bocciare il referendum, ma un comitato super partes, no? Però loro potrebbero tranquillamente anche oggi, anche ora, indire un referendum per allora conoscere la volontà popolare, perché peraltro se quella volta il referendum era stato bocciato perché l'interesse era sovralocale, considerando i fondi del PNRR, ora che i fondi del PNRR sono stati colpevolmente, aggiungo, persi a causa della mala gestione dei finanziamenti stessi, perché se avessimo invece dirottato quei finanziamenti come dal 2020, diciamo, su una moderna linea di tram, quei soldi sarebbero arrivati, forse ne sarebbero arrivati degli altri, invece i nostri soldi sono andati a Padova per fare appunto il tram, quindi noi abbiamo perso capre e cavoli fondamentalmente, non possiamo avere il tram, non abbiamo più i soldi, e quindi questo penso che sia un danno grosso che l'amministrazione ha fatto alla città. Ecco, appunto ora che quei fondi non ci sono più, il comune sarebbe liberissimo di indire un referendum pubblico per sapere pubblicamente cosa ne pensa, e veramente cosa ne pensa la cittadinanza dell'Ovovia, senza dover fare sondaggi diciamo estemporanei, che appunto poi ammesso che sia, perché non si sa appunto chi abbia commissionato questo sondaggio, allora e sarà magari interessante approfondirlo nei prossimi giorni. Allora c'è un'altra telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, in riferimento a delle chiamate che avete già preso riguardo ai centri estivi, no? Allora, mia nipote praticamente che frequenta questo asilo, è stata fatta la richiesta per il centro estivo, ok? Presumo che di diritto siano prioritari chi frequenta la scuola, no? Ecco, invece è stata esclusa e sono stati presi bambini esterni, ok? Va bene, abbiamo detto, vediamo un centro estivo privato, no? Cioè, è una roba impossibile, perché chiedono 300-400 euro alla settimana, e comunque facciamo sto sacrificio, l'importante è che la bambina stia bene, si diverta, ma non c'è posto neanche là. Perché non c'è ormai un posto, dove vanno sti bambini? Chiaro. Dove si mettono questi bambini? Come si fa? È un problema, è un grosso una roba del problema, genere. è vero, ha ragione, è un grosso problema, e in realtà sono anche cambiati, no, recentemente alcuni criteri di accesso sia ai centri estivi sia ai ricrestate, eccetera, quindi con l'intento pareva appunto di ampliare la platea. In realtà sentiamo varie telefonate o gente che ci scrive, insomma, che non è così, insomma. È un problema drammatico che sta chiaramente colpendo tantissime famiglie proprio in questo periodo, quando appunto emergono gli esiti, appunto si cercano i piani B, appunto i ricartatori privati, eccetera, che hanno dei costi, come appunto c'è stato sottolineato, esorbitanti, e oltretutto, anche se uno volesse fare questo sacrificio, sono per lo più quasi tutti pieni. Mi dicono che alcuni trovano magari una settimana in agosto, però sì, è tutto il resto dell'estate. E questo mi viene da dire che è veramente in contraddizione con quanto afferma di voler fare la maggioranza, anche in regione, sentiamo a bocca, noi lavoriamo per le famiglie, i bonus nascita, sì, è inutile che facciamo nascere bambini se poi non riusciamo a gestirne l'educazione, perché non si tratta peraltro solo di un parcheggio, no? Cioè il fatto di andare nei ricreatori, di fare ricrestate, di andare nei centri estivi, oltre chiaramente a sgravare le famiglie di un carico di cura di cui non possono oggettivamente farsi carico, perché se entrambi i genitori lavorano, se i nonni non ci sono, perché non è detto che i nonni ci siano sempre o che siano in grado di curarsi dei nipoti, no? Oppure lavorano anche loro, oppure sono lontani. Insomma, cioè nel senso, non è che si può pretendere che la rete familiare possa sopperire a tutto, e soprattutto anche comunque per l'esperienza di crescita di un bambino o di una bambina
partecipare con i loro coetanei a delle attività formative, perché non si tratta solo di ridere e giocare, ma si tratta comunque di educativa, e è fondamentale per la crescita sana e equilibrata nella nostra società, quindi al di là di tutto è fondamentale anche per formare i cittadini del domani. Quindi sono enormi problemi che noi sottolineiamo costantemente anche all'amministrazione regionale, che più che i bonus, che sono una tantum e che sicuramente fanno il loro dovere a scopo elettorale, perché non c'è niente che convinca un elettore più di un bonus momentaneo, però ecco, magari invito anche a ricordarsi di questi aspetti anche nel momento in cui si esprime il voto. Noi sosteniamo che la cosa più importante invece siano i servizi pubblici accessibili a bassa soglia per tutte e tutti, inclusivi, perché è veramente quello che cambia poi e che può in realtà far propendere o meno una famiglia nella decisione di diventare genitori, perché insomma ormai... infatti ormai si ragiona in questi termini normali. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora in compagnia della consigliera Massolino, consigliera regionale Giulia Massolino. Allora stiamo parlando soprattutto, ma non solo, della cabinovia. Ci sono anche tante mail su questo tema. Allora ne leggo qualcuna. C'è quello di... dunque, no, questo telespettatore non si firma, però dice: come è possibile assegnare un appalto prima di sapere se l'opera si farà o meno, perché, e cosa ne penserebbe l'opposizione di un'ovovia turistica che andasse da Barcola a Montegrisa. Poi ancora invece Gino dice: perché l'asilo di Roiano lo danno ai privati e la funivia no. Rossana dice: sondaggio, in merito a quel sondaggio insomma, che sarebbe in corso tra i cittadini di Trieste, sondaggio fatto da un'agenzia di Padova, mi è stato detto. Il tema era più forse chi è stato a commissionare, no, questo sondaggio, più che chi lo sta facendo materialmente, però insomma la signora Rossana evidentemente ha ricevuto insomma, questa informazione. Sì, allora rispondo ad esempio su quale sarebbe la posizione su Nuovovia che andasse da Barcola a Montegrisa, ma allora quantomeno avrebbe una sua coerenza tra gli obiettivi e quello che si dichiara, no? Quantomeno se avessero dichiarato questa cosa qui, almeno dici ok, voglio costruire un giocattolo per i turisti. Ora, il fatto che sia giusto che la cittadinanza di Trieste paghi un giocattolo per i turisti, io lo trovo ampiamente opinabile, perché diciamo, allora da un lato andrebbe a sanare il fatto che al momento dicono servirà per il turismo un'ovovia che arriva in un quadrivio vista benzinaio, e mi chiedo perché mai un turista dovrebbe andare in un quadrivio vista benzinaio, a fare cosa esattamente nel mezzo del nulla. Ieri l'assessore Babudera ha detto Opicina non è nel nulla, ma l'ovovia non arriva a Opicina, tanto che c'è anche un loro ordine del giorno che prevede dei tapis roulant per collegare l'arrivo dell'ovovia con Opicina, cioè rasentiamo la follia, i tapis roulant sul Carso, cioè siamo proprio veramente fuori da ogni logica. Però almeno uno dice un'ovovia turistica da Barcola a Montegrisa risolverebbe quantomeno il problema di arrivare in mezzo al nulla, perché mai un turista dovrebbe andare lì. Ci sono due poli turistici interessanti. Però ragioniamo sui numeri a quel punto. Allora, le minori stime parlano di 4 milioni e mezzo all'anno di costi di gestione, le minori. Quindi io sentirei di dire che possiamo almeno raddoppiarle, se saremo sui 10 milioni all'anno minimo, perché per come sono lievitati i costi rispetto al 2020 e per come poi le cose insomma in Italia spesso tendono a peggiorare nel tempo, ecco, diciamola così. Allora 10 milioni di euro con che sbigliettamento sarebbero sostenibili? E su questo magari andrebbe fatta qualche analisi su altre cabinovie in giro per il mondo. Le uniche cabinovie che hanno senso di esistere sono quelle sostanzialmente nelle cittadine della Colombia, che servono a collegare quartieri densamente popolati e sono degli strumenti di mobilità fondamentali in città molto impervie, complicate, con anche
rioni molto, molto complicati da attraversare, e quindi là hanno dato una risposta alla mobilità, ma sono le uniche ovvie che stanno funzionando. Cioè è in perdita quella di Londra, è in perdita quella di Berlino, di Barcellona, cioè ci sono dei numeri, cioè numeri alla mano. In tutte le altre città non sta funzionando, perché dovrebbe funzionare a Trieste? Cioè, voglio dire, se non funziona a Barcellona, perché dovrebbe funzionare a Trieste? Se non funziona a Lisbona, perché dovrebbe funzionare a Trieste? Non ha veramente senso investire in quell'opera. Senza contare che queste città non hanno neanche i problemi di vento che abbiamo noi, perché l'altro anno ci sono stati 90 giorni di bora, vuol dire che l'Ovovia è ferma un giorno ogni 3. Quindi, allora, un giorno ogni 3 l'Ovovia è ferma, negli altri 2 non è detto che ci sia peraltro questo bel meteo, magari piove, magari c'è nebbia, no? Mica c'è il sole sempre, anzi spesso il sole e Bora sono anche spesso abbinati, quindi l'Ovovia o non funziona, o c'è nebbia, pioggia, sole, o porta in mezzo al nulla. Cioè pagare magari 10 milioni di euro all'anno per avere una cosa che funziona quando gli va, io trovo che sia veramente anche irrispettoso nei confronti delle tasse della cittadinanza. C'era un'altra email, peraltro, si riferiva al fatto del perché, appunto, intanto perché appaltare un'opera appunto senza avere la garanzia di farlo, e questa è un'ottima domanda, e su questo ricordiamo che il voto di questi giorni ha delle responsabilità anche per i consiglieri e le consigliere che esprimeranno questo voto, ed è una cosa su cui il Comitato Nuovo Via ha messo in guardia appunto tutti i componenti del Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, inviando una lettera molto precisa e puntuale richiamando le responsabilità che questo voto comporterà, perché poi appunto se il TAR, come ci auguriamo, blocca la realizzazione dell'opera e l'Aitner si rivale sul Comune di Trieste, chi paga, e non sono solo responsabilità economiche, politiche, ma anche amministrative. Quindi su questo c'è da fare un ragionamento molto approfondito, e spero e mi auguro che il silenzio della maggioranza in questi giorni, che non ha portato una motivazione a favore della delibera, sia un silenzio di riflessione in cui magari stiano pensando a questi aspetti qui. E peraltro appunto ricordiamo che adesso c'è la seconda giornata, è già online, anche se a quanto dicevano ieri ci dovrebbe essere una sospensiva per un momento solenne, quindi non sappiamo per la bene. festa dei carabinieri, credo, esatto, non sappiamo bene gli orari. È curioso che sono andata a vedere il numero di visualizzazioni della seduta di ieri, stamattina erano 1600 e passa. Ora, normalmente le sedute del Consiglio Comunale hanno, quando va bene, quando ci sono argomenti di interesse, sulle 300 visualizzazioni. È veramente interessante che 1600 persone si siano messe a guardare quel video. E questo anche appunto penso che sia sintomo non solo dell'interesse, ma che anche deve mettere in guardia appunto i consiglieri che quello che dicono viene fortemente attenzionato dalla cittadinanza. Ieri poi abbiamo avuto l'occasione, grazie al Comitato Nuovo Via, di poter ascoltare la diretta online. L'appello con cui si chiudeva la lettera ai consiglieri era: fermatevi finché siete in tempo, e siamo ancora in tempo. Peraltro ci dispiace che anche la maggioranza, in modo secondo me un po' curioso, non abbia voluto cogliere delle possibilità che erano venute fuori, da quella di indire il referendum, e poi avrebbero potuto dar la colpa alla cittadinanza che non la vuole, da la perdita dei fondi PNRR, l'Europa è cattiva, ci ha tolto i fondi, non possiamo farla, ma non è colpa nostra, no? C'era un sacco di vie di fuga. Prendiamo quest'ultima via di fuga e continuiamo non è finita, c'è ancora la possibilità di fermarsi, appunto sia in tempo, e c'è anche una questione di come verremo ricordati, cioè le persone si ricorderanno di questo voto, e quindi ai consiglieri e alle consigliere c'è da fare attenzione appunto a come vogliono essere ricordati nel loro percorso politico da parte della cittadinanza, ma anche ci stupisce che il sindaco stesso voglia essere ricordato come quello che ha insistito per fare l'Ovovia, perché comunque lui ci tiene, no, a essere amato dalla cittadinanza, e invece diciamo che in questo caso è curioso che vada così contro il chiaro volere della cittadinanza, tant'è che in realtà in ultime dichiarazioni si era anche un po' smarcato dicendo: a me tutto sommato non interessa alla fine se l'Ovovia si farà o no, no? Quindi quello era una dichiarazione interessante da parte di un sindaco che da 4 anni sta portando avanti un progetto che nessuno vuole. Quindi diciamo che questa ostinazione immotivata e irragionevole
sarebbe ora che abbia una fine, e sarebbe ora appunto di cogliere l'ennesima occasione per dire ok, scusate, ci siamo sbagliati, magari rivolgendo anche delle scuse pubbliche alla cittadinanza per tutti i fondi persi in questi anni, perché appunto sono stati persi i fondi PNRR. È stato perso un finanziamento da €500.000 per l'area marina protetta di Miramare, a causa dell'Ovovia, perché il Comune ha cercato di forzare dentro questo finanziamento le opere di compensazione che la Regione ha richiesto nella fase di VINCA, della valutazione di incidenza ambientale di terzo livello, certo, che ha riconosciuto il danno ambientale e ha chiesto che venissero fatte delle compensazioni per poter procedere col rilascio della VINCA di terzo livello. Il Comune ha provato a infilare in un finanziamento che nulla aveva a che vedere con questo, ha provato a infilare le compensazioni per l'Ovovia, e il Ministero ha detto no, non si può fare questo, e il Comune ha rinunciato al finanziamento, quindi abbiamo perso i fondi del PNRR che avrebbero potuto diventare un tram, abbiamo perso dei fondi per l'ambiente che avrebbero potuto andare a migliorare la nostra qualità dell'ambiente, abbiamo perso milioni di euro di costi vivi tra avvocature, progetti, il progetto dell'Archistar che poi non ha l'autorizzazione della soprintendenza. Ecco, abbiamo già perso tantissimo, sarebbe ora di frenare questa emorragia a danno della cittadinanza e di mettere finalmente la parola fine a questo progetto, chiudere questa parentesi e dimenticarcene il prima possibile. L'unica cosa che dico è curiosa, chiedo scusa, sono stata un po' lunga, l'ultima cosa che dico è curiosa anche il fatto che appunto si vada a discutere in fretta e furia questa delibera prima del pronunciamento del TAR in questo periodo qua, considerando che invece in Regione non ce ne lasciano parlare finché non si pronuncia il TAR, perché appunto io stesso ho fatto la richiesta di audizione, era stata fatta una prima parte, poi è stata interrotta, poi sarebbe stata aggiornata, io continuo a mandare solleciti, ma allora sta seconda parte, perché non siamo riusciti a sentire gli uffici, ecco, finché non si pronuncia il TAR non ce la voglio, cioè in Regione non possiamo neanche parlarne e in Comune si va a votare, ma qual è la logica? Allora, sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno. No. Buongiorno. Posso intervenire? Prego. Tanto che la signora parla. Buongiorno. Prego. Sì, niente, volevo soltanto ringraziarla per questa battaglia che la signora fa. Sì. Primo. Secondo, ci sono tante cose da poter fare con quei soldi. Ammodernare il tram di Officina, punto primo, visto che funziona fino a un certo punto. Secondo, vorrei chiedere un'opinione. Trieste non ha votato per il Regno d'Italia o per la Repubblica. Perché festeggiare il 2 giugno con tanta prosopopea in Piazza Grande in quel modo? Ho capito. Quindi questa è la domanda, l'interrogativo del signore. Grazie, buona giornata a lei. Allora, dice, la ringrazio intanto per la battaglia, dice tante cose si potrebbero fare, si sarebbero potute fare con quei soldi, e poi chiede appunto perché celebrare la festa della Repubblica, visto che Trieste insomma non ha votato per quel famoso referendum. Eravamo ancora... Intanto ringrazio il telespettatore per il sostegno, un sostegno che più che a me, che io contribuisco appunto come posso, ma il sostegno va dato sicuramente dal Comitato Novovia, che da 4, ormai quasi 5 anni che si spende veramente con una dedizione encomiabile, mettendo a disposizione risorse, competenze, energie e soldi, quindi anche è un invito anche a contribuire alla battaglia del Comitato, perché le spese legali sono ingenti per un ricorso al TAR di questa portata, e quindi al Comitato tutto il nostro sostegno. Invito la cittadinanza peraltro a entrare nella chat del Comitato stesso in modo da essere aggiornati sulle prossime manifestazioni. Sappiamo che ieri, per chi vuole riascoltare la diretta di ieri, si sentivano molto bene i fischi da dentro l'aula,
Non è indifferente sapere che fuori c'è qualcuno che ascolta, non è indifferente sapere che continueremo a urlare il nostro dissenso finché non ci ascolteranno. E quindi invito tutte e tutte a entrare nel gruppo WhatsApp in modo da avere gli ultimi aggiornamenti e essere pronti a scendere in piazza per le prossime giornate, perché chiaramente non sappiamo quando avverrà la votazione, dipende un po' da come andranno avanti i lavori, certo. Però sarà importante esserci, non lasceremo che se la votino da soli, ecco. L'altra questione, sì, si potrebbero fare tantissime cose con dei fondi. Mi viene da dire che quelli che sono già stati spesi dovrebbero essere oltre 2 milioni di euro in progetti, avvocati, bla 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 bla, avrebbero potuto essere spesi per qualunque altra cosa, quindi anche per gli educatori e le educatrici dell'asilo di Roiano, per cui l'assessore Bertoli dichiara che non ci siano i fondi. Quindi per quelli avremmo potuto spendere quei 2 milioni di euro e direi che sarebbero bastati e avanzati. Altri diciamo, finanziamenti europei sulla mobilità eccetera, più che ammodernare il tram, che è bello così, lo amiamo così, chiaramente ha i suoi difetti, nel senso che ad esempio quello non è accessibile alle persone con disabilità, chiaramente, però diciamo che è caratteristico nel nostro... Più che quello, il vero asse, e peraltro c'è scritto anche nel piano urbano della mobilità sostenibile del Comune di Trieste stesso, il vero asse da ammodernare sarebbe quello sostanzialmente da Barcola a Borgo San Sergio, con una linea su rotaia, di tram moderni, pienamente accessibili chiaramente alle persone con disabilità, e questo sarebbe stato veramente un finanziamento, un'opera pubblica che avrebbe cambiato completamente il volto della nostra città dal punto di vista della mobilità, consentendo veramente dei collegamenti facili, efficienti, e quindi consentendo alle persone di rinunciare volentieri all'auto, non come sacrificio, ma come io non lascio l'auto a casa perché il tram è più bello, è più comodo, è più funzionale. Chiaro. Allora, una telefonata, sentiamola in extremis. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, avrei da dire molte cose. Prego. Comunque sia, innanzitutto buona giornata. Buona giornata. Ringrazio alla vostra ospite di esistere proprio, perché ci aiuta tantissimo e cioè io personalmente sono d'accordissima in tutto quello che dice. Allora, volevo chiederle una cosa in particolare. Questa benedetta ovovia, no? Ha l'aria condizionata dentro? Perché voglio vedere con 40 gradi come, cioè non so come andranno su e giù in quel piccolo spazietto, perché non riesco a capire, voglio capire se ce l'hanno, ma questa è una cosa. L'altra cosa, la nostra città ormai, il centro, per me, i miei amici che la frequentiamo regolarmente e anche ho gli amici che abitano in Cavana, eccetera, cioè è un circo. Il venerdì sera vanno via e fanno l'inchino ai turisti, perché non possono vivere, è invivibile ormai la nostra città. Io non la riconosco più, io non vedo più le persone che una volta salutavo, non esistono più, ci scontriamo uno contro l'altro. Altra cosa, perché non c'è tempo, la Villa Rivoltella, io la faccio sulla villa. Vicino alla sera, per cortesia, vada a fare, se può dare un'occhiata, vada a vederla. Vicino alla sera ci sono alberi sovrastati da altri alberi che crescono su, da sterpaglie, da roba. Cioè guarda, c'è troppo da dire. Comunque sia, chiudo qua, la ringrazio di tutto, andate avanti così, guardi. Buona giornata. Grazie, buona giornata. Allora, un'altra telefonata di sostegno, insomma, in questa... Ringrazio per il sostegno importante appunto per tutti quelli che si stanno impegnando per il futuro della città, perché in ballo quello non si tratta solo di un nuovo via sì, un nuovo via no, si tratta di appunto costruire un futuro diverso per la nostra città, perché oltre a appunto evitare di avere un ecomostro, perché poi il discorso sarebbe che una volta che l'ovovia non sarebbe dovesse malauguratamente essere costruita, ma noi appunto crediamo che non avverrà mai questo, però ipotizzando che venisse, una volta abbandonata sostanzialmente resterebbe un po' là per sempre, come gli ecomostri che vediamo in giro, perché rimuovere una struttura simile è estremamente oneroso, quindi sarebbe veramente un dramma, e su questo anche
c'è da fare delle riflessioni, no? Perché ovviamente quando si pensa a un'opera bisogna anche pensare poi alla sua fine, ma su questo non abbiamo mai sentito parlare. Non è chiaro dal progetto se gli ovetti dovessero avere l'aria condizionata o no. In ogni caso ci sono tanti ragionamenti sull'utilizzo di un mezzo di trasporto, cioè ad esempio ci sono anche degli studi di genere sull'utilizzo dei mezzi di trasporto. Ad esempio, una donna sola entrerebbe in un uovo con altre 5 persone, magari uomini, in un viaggio di 12 minuti in cui non c'è possibilità di uscita? Ecco, questa ad esempio è una cosa di cui chiedersi, su cui interrogarsi. Una donna sola userebbe il parcheggio scambiatorio di Opicina sapendo poi di ritornare a Opicina magari col buio e dover riprendere un'auto in un parcheggio buio? Insomma, sono questioni anche relative appunto all'utilizzo del mezzo di trasporto, indagini che non sono mai state fatte, come avevo detto all'inizio, no? Non è mai stata interrogata la popolazione su quanto saresti disponibile a lasciare l'auto a casa per usare l'ovovia, perché anche ieri, peraltro, l'assessore Babuder, a parte il fatto che ha avuto dei toni inconcepibili, secondo me, con alcuni consiglieri, in particolare con la terza, cui secondo me dovrebbe delle scuse pubbliche, ma al di là di questo, dei toni che veramente non consoni e che ci hanno stupito, e a me personalmente anche molto, molto deluso. Lui continuava a dire che appunto non dobbiamo siamo in chiusura purtroppo. Ok, allora lasciamo perdere, andiamo su Villa Revoltella. Sì, concordo, è estremamente degradata. Io la frequentavo anche da ragazzina, è un posto del cuore per me, anche là appunto si potrebbero fare numerosi interventi. Centro irriconoscibile, concordo, e questo appunto ha a che fare con la visione di città che vogliamo costruire. Appunto, se è una vetrina per i turisti che espelle sempre di più le persone dal centro, io stessa fino a qualche anno fa andavo costantemente a farmi una passeggiata sulle rive, adesso solo il pensiero, o a sedermi un po' sul Molo Audace, mangiare un gelato sul Molo Audace, adesso solo il pensiero di trovarmi davanti questo mostro di crociera che spruzza i suoi fumi e che fa i fischi, mi passa la voglia, e quindi purtroppo io stessa non vado più in centro da molto tempo. Io ringrazio davvero Giulia Massolino per essere stata con noi questa mattina, la invito a tornare a trovarci presto perché sono tante le cose da dire, quindi magari le affronteremo in una prossima puntata. Grazie a voi, seguite i lavori del Consiglio Comunale e domenica e lunedì votiamo per il referendum. Benissimo. Votare è un diritto ed è un dovere. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, buon proseguimento di giornata.